Allora, buonasera, benvenuti a questo nuovo appuntamento dei Taius, Aperitivi con il Giurista. Li presentiamo per chi fosse la prima volta qui con noi. Aperitivi con il Giurista è un'iniziativa del Dipartimento di Scienze Giuridiche, finanziata con i fondi del Piano Strategico per la Didattica, quindi ringraziamo il Dipartimento ma anche la Direzione Generale del nostro Ateneo che ci sostiene anche economicamente. La formula la conoscete, è molto semplice, iniziamo con la sezione Ingegno Friulano, nel corso della quale presentiamo un personaggio che si è distinto per particolari attività sul territorio del Friuli Venezia Giulia e non solo, dopodiché procederemo a un'intervista a un giurista. L'ospite di questa sera è il professor Luigi Gaudino, con il quale discuteremo di un tema di grande attualità, che è il tema del fine vita. Poi faremo un gioco con il nostro ospite, finalizzato a conoscerlo un po' meglio sul piano personale, e dopodiché ovviamente berremo insieme un TAI, ovvero sia assaggeremo una eccellenza proprio di un'azienda vinicola del Friuli Venezia Giulia. Partiamo subito con i saluti di rito, quindi chiamerei il professor Leopoldo Cohen qui al tavolo e Francesco Maria D'Angelo, in rappresentanza rispettivamente del Dipartimento di Scienze Giuridiche e dell'ELSA di Udine. I Taius sono sempre organizzati con ELSA, questa associazione studentesca. Partiamo con Leopoldo Cohen. Grazie e buonasera a tutti dal Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università di Udine. Il mio è un saluto non formale, ma proprio perché sgorga così spontaneo. Taius è una iniziativa bellissima e io lo posso dire perché non ho alcun merito, tutto il merito va a Silvia che l'ha inventato, l'ha costruito e ai suoi collaboratori. Perché è un'iniziativa bellissima? Perché porta l'università al centro della città e mette le conoscenze dell'università al servizio di chiunque abbia voglia di sapere e di conoscere. In particolare questa sera parleremo di due temi, conosceremo due persone che toccano aspetti, secondo me, di un'estrema importanza, proprio dato il clima, la temperie che stiamo vivendo. Massimiliano è una persona che io conosco da molto tempo e, perdonatemi, non vuole essere retorica. Avete presente cosa è successo in Etiopia con l'aereo che è crollato l'altro giorno? Chi c'era a bordo di quell'aereo? C'erano delle persone che fanno esattamente le cose che fa Massimiliano, esattamente quelle cose. Lui va là, aiuta, organizza, si è inventato una fondazione e fa, come dire, e rappresenta la parte migliore del nostro paese. E rappresentare la parte migliore del nostro paese che fa quelle cose in questo tempo, in questa temperie, secondo me è ancora più bello ed è ancora più importante ed è ancora più giusto farlo conoscere a tutti, a quante più persone possibili. L'altro aspetto è un altro tema che riguarda la difesa dei diritti civili, la difesa della persona in quanto tale, il rispetto che ognuno deve a se stesso e che molto spesso in nome di una lettura banalizzata della religione o di una certa ideologia viene assolutamente tenuto sotto traccia, cancellato, dato per scontato. Bene, Taius affronta sempre argomenti indubbiamente di grande interesse. Questa sera, secondo me, sarà un'ottima occasione per approfondire due temi che secondo me sono solo l'apparenza distanti, ma c'è un filo rosso che li unisce. Quindi buona serata a tutti, buon lavoro e un saluto dal Dipartimento. Grazie mille Leopoldo. Francesco Maria D'Angelo, presidente, giusto? Sì. Di ELSA Udine. Bene, buonasera a tutti. Ringrazio anticipatamente la professoressa Bolognini per l'invito. Io sono appunto Francesco Maria D'Angelo, presidente di ELSA Udine, che è la più grande associazione di studenti di giurisprudenza, che cerca quindi di creare una comunità di studenti appunto di giurisprudenza che possa andare quindi oltre quelli che sono gli orari normali di lezione e che si prefiggono due obiettivi principali. Un primo obiettivo sicuramente è quello di andare a integrare la formazione dello studente e questo viene fatto attraverso l'organizzazione o il patrocinio, ad esempio con il Dipartimento di Scienze Giuridiche, di conferenze o di attività accademiche. Il secondo obiettivo che cerchiamo insomma di adempiere, sia a livello internazionale che a livello nazionale, poi provinciale con la nostra sezione, è quello di andare a colmare il gap che c'è tra il mondo universitario
e il mondo lavorativo. Questo viene fatto attraverso quindi dei tirocini che possono essere sia a livello internazionale, quindi all'estero, sia nazionali. E ultimamente poi noi anche con la nostra sezione abbiamo cercato di creare anche degli eventi con, appunto, ad esempio in concomitanza, in collaborazione con l'AIGA, quindi l'Associazione Italiana dei Giovani Avvocati, per dare quindi modo ai nostri tesserati di conoscere quali possono essere gli sbocchi lavorativi al termine quindi del nostro percorso di studi, quindi in questo caso le professioni forensi, in questo caso l'avvocatura, chiarendo quindi un po' in generale quella che è, possiamo definire così, la carriera che uno studente, nel caso in cui voglia fare appunto l'avvocato, dovrà andare quindi poi a intraprendere, quali sono le difficoltà che può eventualmente incontrare. Per tutte le altre nostre iniziative vi rimandiamo ai nostri social, oppure appunto a individuare, a contattare il nostro sito, sia nella versione appunto internazionale sia nella versione nazionale. Per il resto non mi dilungo ulteriormente, passo la parola alla professoressa e vi auguro una buona serata. Grazie mille. Rimanete qua con me solo un momento, perché devo fare un piccolo appello. Il TAIUS ha una formula molto semplice, ma dietro c'è un'organizzazione un po' complessa e anche costosa, anche perché, come mi piace ricordare sempre, tutto il vino che degustate è retribuito e pagato, non ci viene regalato nulla, perché non vogliamo che ci venga regalato nulla, proprio per premiare le professionalità. Questo significa però che quando i fondi del piano strategico saranno finiti, ahimè, rischiamo di non poterlo più realizzare. Allora abbiamo inventato un piccolo escamotage, che è quello di mettere in vendita presso lo Snide Shop del nostro Ateneo, che come sapete è in Palazzo di Topo Wasserman, in via Gemona, le magliette e le borse del TAIUS. Hanno un costo forse un pochino alto, non lo so, la maglietta costa 6 euro, la borsettina 3 euro, però quello che vi chiediamo è, se volete, di finanziarci in questo modo, non tanto perché i soldi li intaschiamo noi, non intaschiamo un euro di quelli che vengono come dire, raccolti, ma è un segnale che diamo al nostro Ateneo dell'interesse che raccoglie questa iniziativa tra gli studenti. Più c'è interesse, più c'è forse la speranza, la probabilità che magari arrivi un finanziamento per portarlo avanti oltre la fine dell'anno accademico 2018-2019. Detto questo, passo io a fare ringraziamenti ovviamente agli studenti che partecipano attivamente anche assumendosi l'impegno di studiare i temi prima del TAIUS, preparando delle domande che poi verranno rivolte ai nostri ospiti. Un ringraziamento ai presenti, anche ai colleghi presenti che fanno lo sforzo di rimanere fino a tarda serata, di venire. Leopoldo è un affezionato, quindi doppio ringraziamento. Ovviamente per il profilo organizzativo devo ringraziare prima di tutto Marta Procuda, che è il mio braccio destro, ma anche Evelyn Bocchetta, che è un'altra nostra collaboratrice del Dipartimento di Scienze Giuridiche e che supporta l'attività organizzativa. Ringrazio anche IS Comunica, che cura tutta la ripresa video e audio, perché di tutti i TAIUS viene predisposto un video che poi viene reso disponibile su YouTube, e anche l'ufficio stampa, che cura tutta la grafica delle locandine, degli inviti e adesso anche dei gadget che abbiamo aggiunto proprio negli ultimi mesi. Per cui direi che a questo punto ringrazio Leopoldo, ringrazio Francesco Maria, chiedo di accomodarsi in sala e chiedo invece a Massimiliano Fanny Canelles di accomodarsi qui, così lo presentiamo. Iniziamo come sempre con la sezione Ingegno Friulano. Massimiliano Fanny Canelles è medico, ha 2 specializzazioni, medicina interna e nefrologia, ma anche molti diplomi conseguiti in master, in corsi di perfezionamento, ne ricordo soltanto alcuni: infettivologia e microbiologia, programmazione neurolinguistica terapeutica, terapia medica omeopatica. È dirigente medico responsabile CAD di nefrologia e dialisi presso l'azienda sanitaria universitaria integrata nell'ospedale di Cividale del Friuli. È il fondatore e il presidente di Auxilia Onlus e dal 2014 anche di Auxilia Foundation, che sono attive proprio nell'ambito della cooperazione internazionale e in numerose progettazioni proprio nell'ambito sociale. È direttore anche di un mensile sociopolitico, Social News, edito da Auxilia Onlus con il patrocinio della RAI. Ricordo tra l'altro che Massimiliano Fanny Canelles è anche giornalista, pubblicista dal 1994, regolarmente iscritto proprio all'albo dei giornalisti. È anche presidente del progetto Mielina Italiano, con sede all'ospedale Bambino Gesù di Roma, che è un ramo della fondazione Myelin Project di Washington, che è finalizzata alla ricerca delle terapie per le malattie rare e neurologiche demielinizzanti. È anche professore a contratto, peraltro collabora con diversi atenei molto famosi, molto conosciuti, con l'Università di Trieste, la Cattolica di Milano, l'Alma Mater Studiorum di Bologna. Mi è uscito un Bologna, essendo dalle mie parti, molto bolognese, e tra l'altro svolgendo questi corsi non solo presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia, ma anche in Facoltà di Scienze della Formazione e di Scienze Politiche.
Le materie sulle quali vertono maggiormente i suoi insegnamenti sono proprio quelle relative all'aiuto in contesti di ridotta libertà, non tutela dei diritti umani e di cooperazione sanitaria internazionale. Ha vinto moltissimi premi di ricerca, però anche, dobbiamo presentarti bene Massimiliano, però ha avuto anche moltissimi premi e riconoscimenti sociali, questi li ricordiamo perché meritano. Nel 2005 gli è stato conferito il sigillo della città longobarda per meriti sociali in Italia e nel mondo. Nel 2007 gli è stato conferito dall'UNCI del premio Friuli, conferito a personalità della regione Friuli Venezia Giulia che si sono distinte nel mondo nell'ambito scientifico, culturale, sociale, sportivo, economico e imprenditoriale. Nel 2008 è stato premiato da Confindustria, Euromediterraneo 2008, come direttore del mensile Social News che abbiamo ricordato prima. Tra l'altro questa esperienza è stata valutata proprio come la migliore in tema di editoria a livello europeo. Nel 2009 ha ricevuto proprio il premio del prestigioso Moret d'Aur, spero che la pronuncia sia giusta, per aver agito senza frontiere nelle zone più martoriate del pianeta. Nel 2012 il premio Notte Ducale per meriti umanitari, per l'aiuto portato ai bambini soldati nello Sri Lanka. Nel 2014 gli è stato conferito anche il premio Nadal Furlan per meriti umanitari e sanitari ed è il più giovane ad averlo ricevuto al momento. E tra l'altro i riferimenti che abbiamo fatto alla cooperazione internazionale sanitaria mi costringono a ricordare un po' a tutti che ha veramente maturato tantissime esperienze di cooperazione internazionale in contesti di conflitto e calamità naturale, in particolare in Afghanistan, Iraq, Palestina, Somalia, Sudan, Siria, Pakistan e Sri Lanka. Non li elenchiamo tutte perché altrimenti non riusciamo a farlo parlare ed credo che sia un bene sentirlo invece parlare. Ora, la prima domanda che facciamo però a Massimiliano Fanni Cannelles, intanto da dove arriva questo cognome? Perché cominciamo a Massimiliano, perché sì, però io sono già così mi sento... Sono curiosa di sapere da dove arriva il tuo cognome. Spagnolo. Spagnolo. Quali sono le attività che realizzate? Allora, l'obiettivo iniziale, poi il percorso è molto complesso, ti spiegherò alcuni anche meccanismi interni all'Auxilia. Il percorso iniziale, cioè l'obiettivo iniziale era quello del perché io volevo andare nei paesi dall'inizio, anche con l'ottica militare, quella di esportare un modello di diritto e di democrazia, che poi nell'attività concreta non avveniva come io mi immaginavo venisse. Ho partecipato poi anche ad altre missioni umanitarie durante il percorso medico e non con l'esercito, con organizzazioni prima che nascesse Auxilia, e comunque queste mi hanno dato sicuramente una prospettiva migliore, ma anche gli ideologismi e le rigidità complicavano e riducevano la possibilità di aiutare veramente concretamente, sia da una parte che dall'altra. Avanti oppure No, vai tranquillo. Bon. Quindi il percorso che io ho fatto è stato un percorso anche di maturazione personale e di sviluppo di un pensiero personale su come riuscire a inserirsi all'interno della mentalità delle persone, in Occidente come nei paesi in via di sviluppo, per fare in modo che queste persone potessero essere parte di qualcosa di positivo per l'umanità, sia all'interno di Auxilia, sia quello che Auxilia poteva fare all'esterno. È una cosa estremamente complessa, ne ho parlato al TED, fra l'altro, proprio di questa parte organizzativa, e ci sono 4 pilastri che io ho idealizzato nel fare in modo che all'interno della struttura, questa struttura possa essere una forza anche per chi ci lavora, per chi è attivo, oltre che per l'attività umanitaria all'estero. Perché Auxilia come l'ente che io immagino, che anche a livello ospedaliero ho fatto più o meno la stessa cosa, e la produzione ospedaliera del mio reparto è triplicata, e non deve nascere all'interno di un business plan in cui c'è un obiettivo e costringere tutti quanti a raggiungere quell'obiettivo, ma si creano come delle cellule di persone, delle triplette di persone che diventano le cellule di un organismo vivente, e Auxilia come un organismo vivente cresce e si modifica nel tempo a seconda delle caratteristiche delle persone e delle caratteristiche dell'interazione di queste persone, e l'obiettivo può cambiare e la prospettiva può cambiare. Naturalmente
ovviamente sempre verso il bene, non verso il male. Noi tutti siamo un impasto di bene e di male, però cerchiamo sempre che tutti questi organismi siano qualcosa che ci porta comunque verso un benessere personale e un benessere collettivo. Riuscire a far coincidere l'obiettivo personale con l'obiettivo del gruppo è il risultato determinante perché il gruppo possa decollare e produrre qualcosa per l'umanità. E così Auxilia nasce su alcuni aspetti, ma si modifica nel tempo. Infatti per quello certe volte alcune persone fanno difficoltà a comprendere che cosa fa Auxilia, cioè qual è l'obiettivo di Auxilia. Cioè, sono organizzazioni che nascono, fanno quello, poi si proiettano su quello e basta. Ma non è corretto per la crescita personale. Auxilia, come qualsiasi altra organizzazione, è un ente che cresce insieme alle persone che ne fanno parte. Cresce, si modifica e anche gli obiettivi possono modificarsi. Questa non è un'utopia costruita solo in Auxilia, ci sono teorie. Frédéric Laloux è un teorico delle organizzazioni TIL, che sono organizzazioni di questo tipo, e ci sono molte multinazionali che adesso stanno acquisendo solo per profitto, perché hanno visto che i profitti quadruplicano in questa maniera qua, stanno acquisendo questa tipologia di organizzazione che c'è dentro Auxilia. Quindi Auxilia adesso si è proiettata nel tempo, ha fatto tante cose che all'inizio io non avevo neanche minimamente prospettato, assolutamente. E quindi, fammi capire, anche il mensile Sociosanitario Social News nasce in quest'ottica? Allora, il mensile nasce inizialmente sul fatto che quando avevamo bisogno di presentare alcune nostre iniziali attività, non c'avevamo nessuno che ci presentasse nulla, che ci pubblicasse nulla. Quindi abbiamo detto, la cosa migliore è farci un organismo di giornalistico nostro. Io ero già giornalista in quel caso là, e quindi abbiamo fatto, mi ricordo ancora, abbiamo pubblicato 3 pagine online nel 2003, verdi, con lo sfondo verde. E, dopo 3-4 mesi di pubblicazioni scritte da noi stessi, io ho insistito nel fare una pubblicazione cartacea, che era una specie di giornalino parrocchiale, la pubblicazione cartacea di quella volta, però io ero molto orgoglioso, 100 copie. Però grazie al meccanismo che vi ho detto prima, nel giro di un anno il Social News è diventato organo di divulgazione del Dipartimento Giustizia Minorile e delle Pari Opportunità e del Ministero degli Esteri, e ha cominciato a creare tutta una serie, è diventato un intranet di discussione politica, sociopolitica e sanitaria. Anche il social news è cambiato nel tempo, eravamo solo cartacei quella volta, adesso siamo prevalentemente online, adesso abbiamo 3 redazioni, spagnola, inglese e italiana, e continua a crescere e a divulgare in maniera estremamente libera e non censurata quello che noi reputiamo essere la verità che affrontiamo, che vediamo nel campo, quindi non filtrata da altri organismi divulgativi. E in tutto questo invece il progetto Mielina come si colloca? Perché tu fai un sacco di cose, sì, come fai a fare tutte queste cose? Io riesco a fare tutte queste cose perché non le faccio io, semplicemente. Okay. Hai una squadra che c'è una supporta. squadra, c'è Cristina Lenardon, che è la direttrice generale di Auxilia, che sta facendo finta di non ascoltarvi. L'abbiamo lasciata in piedi. C'è una squadra fenomenale, tutti pensano che io sia quella persona che dirige, invece sono la persona che ubbidisce ai vari organismi. Cioè, questo discorso è importante nel concetto TIL. Per riuscire a raggiungere questi livelli, anche voi ragazzi, o imprenditori ancora meglio, per riuscire a raggiungere questi livelli di organizzazione trasversale, non verticistica, è simile a un organismo vivente che si modifica nel tempo, le prime cose da fare sono: 1, ridurre il proprio ego, cioè non sono io che faccio e non sono io che ordino, perché altrimenti una cosa non funziona. C'è una diffusione delle responsabilità oltre che una diffusione delle attività. E l'altra cosa, partire con tanta leggerezza. Leggerezza che non vuol dire superficialità, ma quando noi abbiamo una scalinata lunghissima da raggiungere, in cui non vediamo neanche che cosa stiamo raggiungendo, proprio perché per queste caratteristiche di modifica nel tempo, se io comincio a caricarmi lo zaino di tutti i problemi, di tutto quello che potrà succedere, faccio il primo scalino e mi fermo. Sì, non fai più niente. Quindi partire con leggerezza, inserire all'interno del sistema la gamification, non so se avete mai sentito parlare,
la realtà in gioco, cioè i meccanismi di raggiungimento della performance grazie al gioco. Voi avete mai giocato a videogiochi? Sì, immagino. Vi siete mai trovati in una condizione di gioco o di sport in cui nessuno vi riesce a distrarre? Si chiama transagonistica questa. Si raggiunge molto più facilmente nel gioco che nell'attività lavorativa, perché nell'attività lavorativa non ve la fanno raggiungere. Ma se voi riuscite a raggiungerla nello sport e nel gioco, riuscite a comprendere la potenza della transagonistica. Diventate imbattibili. In transagonistica siete imbattibili tutti. Quindi il gioco, cioè il gioco appunto, è quello di riuscire a creare una struttura che sia trasversale, che si modifichi nel tempo come un organismo vivente, che parta con leggerezza e che comunichi bene, che le cellule all'interno comunicano bene fra di loro e che abbia il gioco come modalità di esperienziale per capire come raggiungere la massima performance. E quando tutti gli obiettivi personali coincidono con quelli del gruppo, il gruppo è imbattibile. Noi abbiamo, giusto per far capire che cos'è Auxilia, che adesso è una fondazione, questa qua è la diffusione adesso più o meno delle sedi organizzative di Auxilia, non solo delle attività, e questa è quella spaziale, cioè Auxilia è salita anche sulla Stazione Spaziale Internazionale. E il presidente, quello che vedete sotto di Auxilia negli Stati Uniti, è il progettista della Stazione Spaziale Internazionale ed è entrato in Auxilia 4-5 anni fa, adesso è presidente di Auxilia negli USA, come vi dicevo, e quindi ci ha permesso anche di avere questa esperienza che non c'entra niente con l'attività umanitaria, ma rende un'idea, rende che tutto è possibile, nulla è impossibile se tu raggiungi lo stato di flow, lo stato di transagonistica. Se il gruppo lavora all'unismo, perfetto, nulla è impossibile. Se mi avessero detto 10 anni fa, quando è nato Auxilia, che saremmo diffusi in questa maniera in mezzo al mondo, che saremmo diventati partner di attività negoziali per la pace e per lo sviluppo, che avrebbero chiamato noi per negoziare con i terroristi, perché le altre organizzazioni sovranazionali non ci riuscivano, e che saremmo andati nello spazio dove tutti gli astronauti avrebbero avuto la pace di Auxilia sulle loro tute spaziali, giustamente avrei detto, questo sta delirando, mi sta prendendo per il culo alla grande. E invece succede. Senti, immagino che con Auxilia voi svolgiate anche l'attività di cooperazione internazionale, giusto, le attività umanitarie. Io ho visto che tu hai un'attenzione particolare per i bambini. Beh sì, sono le persone più disagiate. Queste sono le attività che abbiamo fatto, questi sono libri e film fatti in Italia sulla questione del diritto d'asilo, questo attività di lavoro in carcere, progetti antidoping nello sport. Questi sono bambini singoli che abbiamo portato a fare cure specialistiche, prevalentemente quasi sempre in Friuli. Questi sono tutti i progetti che abbiamo in corso nelle varie attività e alcuni dati e cifre, ma indifferente. Quello che è più determinante è che Auxilia, occupandosi di soggetti deboli, si occupa prevalentemente di infanzia e di donne e di emancipazione. Tutti parlano di emancipazione, ma voi sapete cosa vuol dire emancipazione? Cioè liberi dalle costrizioni, ok? E noi parliamo di dover divulgare l'emancipazione giustamente, perché in alcuni paesi, soprattutto in questo caso le donne, quando parliamo dei paesi medio orientali, non sono libere di esprimersi perché sono costrette a tutta una serie di meccanismi socio-religioso-culturali. Ma voi siete liberi di pensare e di agire come volete? Vi sentite liberi? Siete emancipati? Leopoldo sì. Ma Leopoldo sì, io e Leopoldo abbiamo combattuto insieme tante campagne politiche e sociali, ma non è così facile sentirsi e agire in maniera libera, col pensiero libero. Se io vi metto 4 righe, qua adesso non c'era una slide, ma è simpatica, è un esperimento di Ash, vi metto 4 righe di cui una è più grande dell'altra, in cui evidentemente la 4 è la più grande, ok? E vi chiedo qual è la più grande, tutti mi rispondete la 4. Ma se nella stessa sala identica, prima di entrare, ho addestrato tutti a dire che la più lunga è la seconda e non quella più evidente, e uno solo di voi o 2 solo di voi non è stato avvisato di questo,
Quando si troveranno, e chiederò a ognuno qual è la più lunga, e tutti rispondono la 2, la 2, la 2, quando si vede chiaramente anche la 4 è la più lunga, quando arriverà il momento della persona che non è cosciente dell'esperimento, risponde la 2, nel 75% dei casi risponde la 2. Perché questo? Perché noi abbiamo bisogno di noi siamo animali di gruppo, noi abbiamo bisogno di vivere in un gruppo perché dobbiamo essere accettati, non sentirci criticati e vivere in uno stato di protezione, di comfort. Ma vivere nello stato di comfort, di protezione, non ci fa crescere. Non fa crescere noi e non fa crescere il gruppo. Non fa crescere il nostro pensiero. E siccome tutti noi siamo mortali, lo sapevate, ve lo ricordavate? Perché a proposito di fine vita, nella questione occidentale, nella cultura occidentale, la morte è una parola da non dire. Ma siccome tutti noi finiamo sottoterra, abbiamo un tempo limitato e in quel tempo limitato noi non possiamo viverlo in carcere, quel tempo limitato. Dobbiamo vivere in modo da poter esprimere qualcosa di noi stessi in funzione del gruppo e magari della società. Il gruppo più ampio è la società. Quindi se noi facciamo qualcosa di bene per noi stessi e per la società, non solo siamo realizzati, ma siamo anche imbattibili. Questo dobbiamo riuscire a ottenere. È tanto difficile adesso, soprattutto in questi tempi attuali. È molto difficile. Quando la memoria si perde, mia nonna, che ha fatto la partigiana, mi raccontava che mischiava la segatura e la farina per dare da mangiare a mia mamma. E io tutto sommato c'è stato un momento in cui ho voluto fare le esperienze di guerra anche come medico nell'attività di guerra per imparare a capire cosa vuol dire vivere senza acqua e senza cibo. A Baghdad, quando c'è stata l'invasione americana, eravamo all'ospedale al-Mansur, la cosa più importante era portare l'acqua potabile. La compravamo al mercato nero, costava 60 euro al litro, 60 dollari al litro. Caricavamo una 127 Special, verde, mi ricordo, tutta di acqua comprata al mercato nero e andavamo a portarla all'ospedale. Altro che medicine, portavamo l'acqua perché Baghdad è piatta, ci sono 50 gradi, l'acqua era putrida, l'energia elettrica non c'era e quindi tutto era stagnante. E quando portavamo l'acqua, portavamo oro. Avevamo le camionette dei militari americani che ci facevano da scorta e più volte sono successi degli scontri portando l'acqua. E io mi ricordo che cercavo di tenere un bicchiere per lavarmi i denti che tenevo una settimana con la stessa acqua per non consumarla. E mi rendevo conto di cosa voleva dire aver sete, perché noi non ci rendiamo conto di cosa vuol dire aver sete. Non ci rendiamo conto quando facciamo la doccia di consumare 250 litri di acqua. E quando non hai il bicchiere da bere, cavoli se te ne rendi conto. Tutte queste cose sono state dimenticate. E noi abbiamo passato una guerra, più guerre nel 1900, di cui una ha ucciso 60 milioni di persone. Perché qualcuno ha deciso in qualche maniera che bisognava essere rigidi nelle regole e selezionare le persone più performanti e eliminare tutte quelle che non avevano il massimo di livello. E quindi a causa di questo ci siamo ammazzati tutti. E quando i nostri nonni muoiono, mia nonna ha vissuto fino a 104 anni e ha comandato in casa fino a 104 anni. E comandava il combattimento, comandava anche in casa, uguale. E quando muoiono tutti i nostri anziani, le persone sagge che hanno la storia in mano, che hanno i ricordi in mano, rischiamo di dimenticarci tutto quello che è successo. Anzi, ci sono meccanismi costruiti apposta per far dimenticare quello che è successo. Verissimo. Perché le masse sono facilmente manipolabili per il motivo di cui vi dicevo prima, che essendo masse sono gruppi, fanno gruppo e noi abbiamo bisogno del gruppo. E per non essere eliminati dal gruppo, esclusi dal gruppo, noi siamo disposti a fare qualsiasi cosa, anche di adattarci a qualsiasi violazione dei diritti umani. E questo porta poi al radicalismo, all'estremismo, al razzismo, all'omofobia e poi alle guerre. Perché tutto questo meccanismo
poi porta odio, porta violenza e la violenza porta guerra. Perché vi assicuro che se io sono nato in un paese democratico dove c'è uno Stato di diritto, dove le persone vivono in maniera pacifica, perché c'è uno Stato che ne permette, uno Stato e un'economia che lo permette, ma l'essere umano, come vi dicevo prima, essendo un impasto di bene e di male, può diventare veramente devastante e ogni persona che, anche qua, può essere un potenziale assassino in contesti diversi da quelli in cui viviamo. E questo porta poi a odio, a rancore, e ti porta poi fuori tutto quello di male che noi tutti abbiamo dentro. E quindi dobbiamo evitare qualsiasi meccanismo che possa portare all'esterno tutto quello che di noi di male abbiamo all'interno, perché ce l'abbiamo tutti, per vari motivi, per rancore, per odio, per educazione, per incapacità di pensiero, incapacità libera di pensiero. L'allievo di Asch, quello che ha fatto l'esperimento delle righe, si chiama Milgram, non so, qualcuno di voi psicologo probabilmente lo conosce, ha cercato di spiegare come sia possibile che il nazismo abbia permesso campi di sterminio in questa maniera e ha fatto un esperimento, ha creato un altro, posso continuare? Sì, certo. Ha creato un altro esperimento. Ha messo una vittima ignara dell'esperimento che era un allievo universitario, un pannello in mezzo e un attore che doveva rappresentare la vittima. Il gioco era che un professore universitario diceva all'allievo, vittima, di fare una domanda all'attore e ogni volta che l'attore avrebbe sbagliato la domanda, che la sbagliava ovviamente, lui per punirlo dallo sbaglio avrebbe dato una scarica elettrica. Ogni volta che sbagliava la scarica elettrica avrebbe dovuto aumentare di intensità. A 350, la sedia elettrica ha una scarica di 350 volt. Il progetto, l'esperimento arrivava fino a 450 volt. Sapete quante persone nel primo esperimento degli anni 50, quindi vicino alla guerra, ok, cultura diversa, situazioni diverse, nel secondo esperimento degli anni 70 rifatto uguale e nell'ultimo esperimento degli anni 2000, che è risultato sempre esattamente uguale, quante persone hanno ucciso virtualmente un'altra persona per motivi futili solo perché un'autorità gli ordinava di farlo? Tutte quante gli esperimenti si sono svolti su un numero massimale di persone e hanno presentato dal 55 al 60% il numero di persone che ha portato la scarica a 450 volt. Posso farti una domanda? E si è notato un aumento? No. Cioè a seconda di sempre stabile? Stabile, perfettamente stabile. Questo vuol dire che il 50%, se non di più di voi, si è posto in condizioni di dover subire un'autorità per vari motivi, che sia per paura, per rispetto o quant'altro, ubbidisce all'autorità anche se l'autorità dice di fare delle cose abiette. E questo vuol dire che bisogna stare molto attenti a dare grande forza all'autorità. Perdere la democrazia, cioè perdere il sistema, soprattutto quello italiano, che è molto costruito per fare in modo che non ci sia mai una predominanza eccessiva, perdere la democrazia può portare persone, autorità, che condizionano il 50% del territorio a costruire le camere a gas. Ma queste cose vengono dimenticate. Quindi potrebbe essere utile una settimana di servizio civile obbligatorio nelle zone di guerra. A tutti. Senti, ti faccio una domanda, visto che ne hai fatto un cenno poco fa, e così ci avviamo verso la seconda parte. Ovviamente Massimiliano è medico, quindi lo coinvolgeremo anche dopo l'intervista al professor Gaudino sui temi che tratteremo tra breve. Hai fatto un cenno al come noi occidentali concepiamo la morte. Hai riscontrato delle diversità tra il modo di concepire il rapporto tra la vita e la morte nei paesi in via di sviluppo e nei paesi occidentali? Allora, ci sono differenti tipi di percezione della vita e della morte a seconda anche di culture religiose, non solo societarie. Se noi andiamo in sud-est asiatico, in India,
la morte, la vita è la vita identicamente importante per qualsiasi essere vivente. Una volta mi ricordo che abbiamo investito un cane col mio autista nel Tamil Nadu. Io avevo appuntamento col ministro quella volta per tutta una serie di attività di negoziazione e niente, non c'è iniziato niente da fare. Noi abbiamo dovuto fare il funerale al cane. Cioè il cane è morto in una zona fra l'altro di siccità, non c'era acqua, il funerale deve essere fatto con l'acqua, quindi cercare l'acqua, eccetera, eccetera. Dopo 6 ore siamo riusciti a ripartire. Ovviamente io non l'avrei mai fatto una cosa del genere, ma l'autista doveva fare il funerale al cane che aveva ucciso. Quindi c'è una concezione della vita, poi ci sono anche aspetti religiosi sacri su alcuni animali, ma comunque la vita è concepita in maniera completamente diversa. In questo caso è vita indipendentemente che sia uomo o animale. Anzi, certe volte l'uomo in qualche maniera, l'atteggiamento verso la vita dell'uomo è minore rispetto a quella della vita degli animali. Poi c'è il discorso di vivere una vita violenta e di violazione dei diritti. Se tu togli la dignità a una persona, questa persona non ha più interesse a costruire qualcosa, a investire sulla propria vita o sulla vita degli altri. E l'odio, il male, la morte genera odio, male, morte. Quindi uccidere diventa una cosa, non dico normale, ma comunque molto facilmente accettata, ma non solo uccidere con un proiettile, cioè massacrare in maniera violenta una persona può essere una cosa accettata. E poi c'è il concetto di violazione della vita rispetto all'infanzia o alla donna. In tutti i paesi in guerra, c'è lo stimolo a produrre violenza, a far perdere la dignità all'infanzia e alla donna, quindi stupri e massacri di vario tipo, che sarebbe un po' complicato adesso parlarne, ma cose orrende, inconcepibili, che diventano armi di guerra, armi psicologiche, di depravazione psicologica. Tutto questo noi non lo abbiamo. Come abbiamo dimenticato tutto, in fondo abbiamo dimenticato anche questo. Nella Seconda Guerra Mondiale ci sono state tutti questi aspetti di violazione, di uccisioni di massa, di uccisioni senza processo, eccetera. Noi adesso viviamo in un stato invece in cui c'è una legge che ti punisce, delle regole che dobbiamo rispettare, e grazie a questa legge, a questo Stato e a questa democrazia noi viviamo bene, perché altrimenti quel 50% di persone in qualche maniera si proietterebbe più facilmente a fare del male all'altro. Però ovviamente non siamo testimoni e non riusciamo più a percepire quello che è la massima violenza che un essere umano può fare sul proprio simile. E soprattutto però, in questo caso qua, dimentichiamo il concetto di morte. Noi siamo eterni. Qualcuno di voi io ho iniziato il discorso, ricordatevi che dovete morire, ma ve lo ricordate veramente o no? Ce lo percepite? Oppure percepite di essere invulnerabili ed eterni? Vabbè che bisogna fare il concetto di fluo, diventare invulnerabili e creare un gruppo aziendale spettacolare, ma comunque poi alla fine sottoterra ci finiamo tutti. E quei 5 minuti prima di morire dobbiamo rendere conto di quello che abbiamo fatto. Questo passaggio qua è totalmente dimenticato, mentre negli altri paesi dove ci sono le cose più atroci c'è il concetto di morte perché ce l'hai sempre davanti, e quindi di conseguenza, avendolo sempre davanti, ti ricordi che devi morire. È presente il film di ricordi che devi morire di... Mamma me lo segno. Me lo segno, esatto, sì, però obiettivamente noi dimentichiamo completamente questo momento. E non solo lo dimentichiamo, ma diamo per scontato che siamo eterni e pretendiamo di essere eterni. E pretendiamo che lo Stato garantisca questa eternità. E quindi quando muore una persona per malattia o per qualsiasi altro motivo, la colpa non è del fatto che una vita si è spenta, ma di qualcuno che ne ha impedito di poter proseguire. E sono deviazioni della realtà, come sono deviazioni della realtà gran parte delle questioni occidentali, dove noi viviamo in un'opulenza eccessiva rispetto alla normalità della vita. Noi riusciamo ad avere questo tipo di benessere perché l'80% del mondo è privato di questo benessere.
perché noi prendiamo da questo mondo per portarci le caratteristiche che ci permettono di vivere con questo sistema di opulenza e di sistema di agio, che non è la realtà della vita in tutto il mondo. E quindi questo ci toglie dalla realtà vera di quello che è la vita, la morte, la malattia e anche le violenze. Allora Massimiliano, io ti ringrazio intanto per questa prima parte che abbiamo fatto insieme, ti do i nostri gadget come ringraziamento di aver accettato il nostro invito, ti invito ad accomodarti in sala per proseguire poi il dibattito insieme al nostro ospite. Grazie a tutti voi. Grazie mille. Salve. E invitiamo invece a salire Luigi Gaudino. Sì, vieni qui vicino a me, intanto ti presento il professor Luigi. Sono un po' emozionata a presentare Luigi Gaudino perché non è solo un collega, per me è anche un carissimo amico, una delle persone con le quali parlo maggiormente anche di cose mie personali, quindi spero di presentarvelo bene, diciamo così. Allora, Luigi Gaudino intanto è nato a Trieste, e qui siamo in terra udinese, lo diciamo subito, è laureato in economia e commercio, si è laureato ovviamente a Trieste, però è un giurista, è laureato in economia, ma poi ha dedicato la sua vita allo studio del diritto, in particolar modo del diritto privato e del diritto privato comparato, infatti è professore associato di diritto privato comparato. Ha maturato una vastissima esperienza didattica, peraltro non soltanto all'università, perché ha insegnato anche alle scuole superiori, negli istituti tecnici, oltre a diversi corsi di perfezionamento anche destinati a ordini degli avvocati o anche corsi di formazione proprio per la preparazione dei dottori commercialisti, degli esperti contabili, quindi tutta una serie di attività extra universitarie. All'università invece insegna istituzioni di diritto privato generale dei contratti per i corsi di laurea proprio attivati presso diverse facoltà nostre qui a Udine, non solo la facoltà di giurisprudenza ma anche la facoltà di economia e anche la facoltà di lingue e letterature straniere. Insegna anche sistemi giuridici comparati e diritto privato comparato. È stato membro di collegi di dottorato, in modo particolare il collegio di dottorato che verteva sulla comparazione sui diritti della persona. È stato anche diverse volte commissario nelle commissioni giudicatrici per gli esami di Stato per avvocato, quindi ragazzi siete avvertiti, potreste ritrovarvelo un domani. Riveste diversi incarichi accademici, è membro del Comitato Unico di Garanzia Pari Opportunità, nonché del Nucleo Etico per la Pratica Clinica presso l'AS 3 Alto Friuli Collinare Medio Friuli. Ha partecipato, sono rimasta impressionata dal numero, a una marea di progetti di ricerca, di cui peraltro molti vertevano proprio su argomenti vicini a quelli di quali ci occupiamo questa sera. Ha maturato un'esperienza anche internazionale in merito ai temi dei quali ci occupiamo tra breve, in modo particolare come visiting scholar presso la Yale Law School addirittura, nell'Università del California, New York, quindi diverse esperienze internazionali, ha tantissime pubblicazioni, diverse monografie, diversi saggi, diversi contributi. Mi piace ricordarvene due in modo particolare. Uno, questo testo, L'ultima libertà, è un testo molto bello che tra l'altro è stato selezionato nel 2014, se non ricordo male, tra i finalisti del Premio Nazionale di Divulgazione Scientifica, che è stato bandito proprio dall'Associazione Italiana del Libro con il patrocinio del CNR. E vi segnalo anche un bellissimo saggio che io ho letto ieri sera, grazie a Luigi che me l'ha mandato, che è stato pubblicato proprio su responsabilità medica. Luigi è anche membro di diverse redazioni di diverse riviste, tra le quali anche questa, Responsabilità Medica, Diritto e Pratica Clinica, e è proprio stato pubblicato nel numero di gennaio-marzo di quest'anno un articolo che ha scritto Luigi, veramente molto bello, mi rivolgo soprattutto agli studenti, leggetelo, è intitolato DAT e pianificazione condivisa delle cure, ma offre veramente moltissimi spunti di riflessione. Tra l'altro è scritto magnificamente bene perché rende molto semplici e molto fruibili delle questioni che sono in verità molto molto delicate. Oltre a questo è membro della redazione della rivista Responsabilità Civile e Previdenza e anche di Multiverso, è membro della Società Italiana per la Ricerca nel Diritto Comparato e devo ricordare, perché altrimenti mi gioco la sua amicizia, che è anche un ufficiale di regata della Federazione Italiana Vera. Vedi che te l'ho detto? Vedi che l'ho detto. Allora, prima domanda che ti facciamo, come facciamo a tutti i nostri giuristi, è come mai hai deciso, soprattutto dopo la laurea in economia, di diventare un giurista, di occuparti di diritto? Ma un po' mi avvicino a quello che... Certo, non ho fatto tutte le cose che ha fatto Massimiliano, però più o meno la mia generazione, almeno in parte, aveva a un certo punto l'idea che forse bisognasse cambiare qualcosa. C'era stato il Vietnam, c'era l'Argentina, c'era il Cile, per cui anche nella scelta degli studi fare qualcosa che potesse servire. Io a un certo punto ho pensato,
l'economia era qualcosa che per quelli di quel tempo era molto importante. Ho fatto la scelta di economia, poi strada facendo mi sono accorto che era importante il diritto, poi siccome sono irrisolto mi sono laureato in diritto del lavoro, da quello sono passato al diritto privato, da quello sono passato al diritto comparato e non ho ancora trovato cosa farò da grande, ma poi... Senti, ma consiglieresti a un giovane di iscriversi a giurisprudenza? Se gli piace sì, deve avere passione, perché altrimenti sennò è estremamente noioso. Quello che mi dicevano sempre tutti quanti è: ma come fai a studiare il diritto? Perché l'idea del diritto per tutti quanti è la legge, quella cosa che è scritta, quei libroni, quella cosa. Quando poi si vede invece che il diritto è quella cosa che ti serve quando ne hai bisogno e ti accorgi di averne bisogno quando non sai che cos'è, a quel punto sorgono le domande, sorgono i conflitti. E siccome il diritto è conflitto, se a qualcuno piace il gioco e risolvere i conflitti, il diritto funziona, però deve appassionare, deve piacere. Senti, ti faccio una domanda un po' fetente, ma adesso se potessi tornare indietro, ti iscriveresti nuovamente alla facoltà di economia o alla facoltà di giurisprudenza? Non te l'aspettavi. Ma probabilmente io sono sempre stato convinto che le due cose dovrebbero essere fuse. Nell'antichità, giurista e economista erano più o meno la stessa cosa. Chi faceva gli studi di una cosa faceva gli studi dell'altra. Sai che io sono convinta dell'opposto invece, qui siamo proprio su. No, la separazione è un po' artificiale, nel senso che se sono fenomeni sociali, devi riuscire a capirli tutti quanti. In teoria, in realtà bisognerebbe essere enciclopedici, bisognerebbe sapere di storia, di filosofia, di diritto, di economia, però è difficile capire uno senza capire l'altro. Vabbè, siccome te la sei cavata, anche a te do i nostri gadget di benvenuto qui a Taius, così poi passi... No, adesso stai qua perché passiamo alle cose un pochino più serie, ok? Qual è stato il percorso che ti ha portato a studiare il tema del fine vita? Tu lo hai studiato in molte pubblicazioni, hai scritto questo libro, lo hai studiato anche con riferimento a diversi ordinamenti giuridici. Diciamo, in estrema sintesi, il percorso è stato attraverso una serie di passaggi. L'inizio è stato negli anni '80, quando a Trieste si studiava molto il rapporto tra diritto e malattia mentale. E là, in un gruppo di ricerca che poi ha lavorato anche sull'amministrazione di sostegno, la legge più o meno, il merito è stato triestino, quello di scrivere la base della legge sull'amministrazione di sostegno. In quel gruppo io mi sono occupato un po' del lavoro dell'infermo di mente. Dal lavoro dell'infermo di mente, attraverso strani passaggi, sono passato a studiare il suicidio e mi sono occupato della responsabilità per il suicidio, nel senso che avevo maturato una piccola idea, che è quella che ci dovrebbe essere il diritto a essere deboli senza che nessuno se ne approfitti. Studiare la responsabilità civile per il suicidio vuol dire immaginare che uno possa essere debole e rimanere trovarsi, come succede, sull'orlo tra buttarsi e non buttarsi, e nessuno possa darti la spinta della piuma per farti cadere dall'altra parte, altrimenti è responsabile. Casistica l'ho trovata, sono riuscito a studiare questi temi qua e facendo questo mi sono imbattuto anche in... a quel tempo mi dava un po' fastidio, sinceramente, un po' gli angeli della buona morte, organizzazioni un po' troppo imperniate ideologicamente sull'idea, era il tempo di Kevorkian e di altri, per cui dalla responsabilità sul suicidio, per induzione al suicidio, sono passato a studiare l'idea delle scelte. Le scelte, in quel tempo l'idea era se uno è o non è padrone di sé. In quel tempo era cominciato il caso Schiavo, ho cominciato a studiare il caso Schiavo, dal caso Schiavo è comparso il caso Englaro ed è venuto fuori tutta quella roba lì. Senti, arriviamo alla legge della quale parliamo questa sera, questa legge del 22 dicembre 2017, numero 219, che ha introdotto norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento. Come si è arrivati all'adozione di questa legge e qual è il tuo giudizio generale su questo testo? Poi entriamo un pochino più nel dettaglio. Ora, si è arrivati sull'onda, anzitutto appunto, del caso Schiavo, del caso Englaro, del caso Welby, tutte questioni che hanno portato la discussione sulla, si diceva in generale eutanasia, ma in realtà l'eutanasia non c'entra, ma comunque su
chi decide. Si è arrivati a questa legge in una specie di momento come quando succede che c'è tutto il cielo ingombro di nuvole e si apre e arriva il raggio, perché poi si è richiuso. Ricordo che siamo andati poco prima a un pelo dall'approvazione del disegno di legge Calabrò, che aveva esattamente la costruzione del comma 22 del famoso libro. Diceva: è vietato l'accanimento terapeutico, il paziente può rinunciare all'accanimento terapeutico, per il resto no. Si è arrivati a un pelo, non è successo, dopodiché questi sono argomenti che non portano tanti voti, per cui si è dimenticato. A un certo punto c'è stato uno spiraglio, soprattutto anche sull'onda di tanti studiosi. Diciamo, l'accademia stavolta ha fatto il lavoro, c'è stato un gruppo di studiosi sotto l'idea del diritto gentile, del diritto mite, che ha costruito questa base. Poi non so esattamente come, si è aperto lo spiraglio in Parlamento, è passato e abbiamo avuto il testo. Il mio giudizio è che questa è una legge sfortunata, nel senso che è passata come la legge sul testamento biologico. Quando non lo è. Questa è l'unica cosa che è passata. È una legge che è stata dimenticata, è una legge che non è conosciuta, è sfortunata perché è una legge a cui non siamo abituati. Noi siamo abituati alle leggi che costringono e che puniscono. Siamo abituati che se non c'è il cartello di divieto di sosta, io mi fermo, e se c'è mi fermo lo stesso perché tanto il vigile urbano non c'è. Questa legge è una legge che consente di fare cose, è una legge che può cambiare radicalmente i rapporti di forza, i rapporti sociali, l'atteggiamento nei confronti della salute, però non la conosce nessuno e non vedo tanta intenzione di mettersi a lavorare. Bisogna fare cose col diritto e questa legge lo consente. Vogliamo brevemente, Luigi, ricordare che cosa prevede questa legge, proprio perché se non la conosce nessuno forse è meglio ricordare un po' i contenuti e poi entrare nel vivo. Allora, obiettivi. La legge parla di tutelare una serie di beni: la vita, la salute, la dignità e l'autodeterminazione, e sono messi sullo stesso piano. Leggere la legge di fila non dà forse il senso, leggere il testo così come è scritto. Se lo smontiamo e lo rimontiamo, il contenuto principale è quello di dire: esistono due soggetti principali, c'è il malato e c'è il medico. Sono due soggetti che hanno dignità, competenze, che devono costruire una relazione. Come è costruita, come è disegnata questa relazione? È una relazione in cui, essenzialmente, sintetizzando tutto, il paziente ha diritto di decidere per sé, decidere per l'oggi e decidere per il domani. Il medico ha la propria dignità e la propria competenza. Al medico non si può chiedere quello che lui non è disposto a dare, secondo la propria preparazione scientifica, secondo la propria coscienza. Non è, come ha detto qualcuno, una macchinetta. Qualcuno ha detto che questa legge trasforma il medico in una specie di macchinetta in cui metti la monetina e tiri fuori le cose, perché c'è solo l'autodeterminazione del paziente. Invece la costruzione di questa legge è nella relazione di cura e di fiducia. Come dovrebbe diventare la relazione? Dovrebbe diventare una relazione in cui c'è il medico che deve parlare perché deve dare informazioni, questa è la formula. Ma prima, per parlare, deve ascoltare. C'è una relazione di cura e fiducia. Quindi il disegno è: il medico ascolta, conosce la persona, ha le informazioni tecniche, dà le informazioni tecniche che la persona vuole, aiuta a decidere e alla fine si decide insieme. C'è una formula che è necessariamente presente nella legge perché fa parte del lessico, che è quella di consenso informato, ma al giurista questo rischia di deviare il pensiero, perché l'idea di consenso noi siamo abituati al codice civile, al consenso e il contratto. C'è la proposta, c'è l'accettazione, c'è il contratto. E purtroppo anche nella legge Gelli, che è poi quella che riguarda la responsabilità,
c'è questa idea del contratto. Qua invece, appunto, il diritto gentile, il diritto mite, trasforma questo rapporto non in un contratto come vuoi comprarmi la moto a 500 euro, no, te ne do 200, facciamo 400, si incontrano e crea il vincolo, ma una consensualità, ha scritto qualcuno, si forma l'accordo sul che fare attraverso l'incontro di due persone che hanno, appunto, ognuno il suo ruolo, ma un obiettivo che è comune, che è quello di rispettare, appunto, la salute, ma insieme alla salute la dignità e l'autodeterminazione. Tanto per iniziare. Questa però è una legge che quando è stata adottata è stata da alcuni giudicata favorevolmente, ma da altri è stata anche molto criticata. Addirittura si è parlato di un'apertura verso l'eutanasia, laddove, non lo so, l'interruzione della nutrizione e dell'idratazione artificiali sono state qualificate come terapia, oppure, non so, la sedazione profonda continua sono state viste come questa apertura, o ancora si è temuto, non lo so, che il medico divenga una sorta di esecutore semplice delle volontà del paziente. Secondo te queste critiche hanno un minimo di fondamento o sono il frutto, non lo so, proprio di una ideologia differente? La mia impressione, a dirla tutta, è su queste discussioni c'è stata molta ipocrisia, nel senso che, almeno questa è la mia impressione, poi qualcuno potrà negare, a un certo punto conquistare il voto di una parte dei cattolici, se fossimo stati un paese musulmano sarebbe stato una parte dei credenti, ma comunque una parte dell'elettorato, poteva spostare le maggioranze. Se riesco a prendermi quel 4-5% di persone un po' più rigide, un po' più prone a certi desideri, io vinco le elezioni o le perdo. Se no non si spiega perché Berlusconi ha detto che Eluana Englaro poteva aver figli. Io non credo che sia così davvero cinico, ignorante. Io credo che in quel momento lui cercasse di portare un po' di voti. La discussione è stata viziata da questo. Le critiche non è che non siano fondate, nel senso che ci sono poi legittimamente delle posizioni diverse, però le critiche vanno fatte leggendo con attenzione la legge e vedendo le cose. Eutanasia. Perché non c'è l'eutanasia? Perché sull'eutanasia si è fatto un gioco lessicale. Gioco lessicale che più o meno funziona così. Attenzione al sillogismo. Quello che nella legge è eutanasia. L'eutanasia è in sé un male, perché è omicidio. Quello che c'è nella legge è omicidio. Ma se noi guardiamo la normativa internazionale, quello che fanno, il lessico utilizzato in tutto il mondo, la definizione è autodeterminazione, rinuncia alle cure, poi c'è, ed è la regola dappertutto più o meno, almeno i paesi che ho visto. Poi c'è l'altro step che è il suicidio assistito, che è un'altra cosa, in cui il medico mette a disposizione il farmaco, ma il gesto ultimo è della persona, e poi c'è l'eutanasia. L'eutanasia in tutti gli ordinamenti è il medico che dietro richiesta del paziente agisce. Una volta che abbiamo il lessico comune possiamo metterci d'accordo, essere d'accordo o meno sull'eutanasia, ma qua non c'è l'eutanasia. In questa legge non c'è l'eutanasia. L'altro aspetto che è stato criticato è la rinuncia a alimentazione e idratazione. La legge, proprio per il dibattito che c'è stato, ha definito come terapia, come cura medica, l'idratazione e l'alimentazione artificiale. Perché il dibattito è andato su questo. Si diceva non puoi rinunciare perché non è una terapia, ma è una cura minima, assistenza. Ma attenzione, è un modo per mettere i riflettori sul punto sbagliato. Il punto non è se l'alimentazione e l'idratazione artificiale sono in tutto il mondo terapie mediche, perché si fanno attraverso degli strumenti quali la PEG, e fare un buco nello stomaco non è che lo può fare il barbiere, perché le sostanze che vengono messe non è un frullato o la bistecca, ma a parte questo il discorso è falsato perché io posso rinunciare a mangiare. La sacralità del mio corpo, l'autodeterminazione, fa sì che se io decido oggi di mangiare,
e finché sono capace di intendere il volere. Se sono un pazzo, se c'è un TSO, il discorso è diverso perché c'è una malattia mentale, ma se io domani decidessi di non mangiare perché voglio fare lo sciopero della fame, perché non sopporto certe cose che accadono, nessuno può imbracarmi e darmi da mangiare. Quindi l'ipocrisia del dibattito è questo, no? Spostare il riflettore su un punto che è favorevole alla mia vittoria nel dibattito, non alla funzionalità, alla correttezza. No, come quando portavano le bottiglie d'acqua alla clinica, qua dietro, le bottiglie d'acqua per l'urano Inglaro che era in stato vegetativo permanente. Se uno avesse letto la relazione su qual era lo stato in quel momento, l'azione tecnica su com'era la giornata di Eluana, altro che portargli l'acqua, ovviamente sarebbe andato là direttamente a staccarli. Senti, andiamo un pochino nel vivo. Il consenso, questo consenso informato, è una novità che è stata introdotta da questa legge oppure... Il consenso informato lo conosciamo tutti perché è arrivato da tempo, però la novità sta in questo: noi abbiamo conosciuto il consenso informato come frutto della responsabilità civile. Il consenso informato è arrivato in difesa, no? Di fronte ad azioni di responsabilità è stata creata questa cosa un po' nella prassi, poi attraverso la dottrina, la giurisprudenza, però l'idea è sempre stata quella, no? Tu non puoi tagliarmi la pancia e io ti faccio consentire, e il consenso giustifica il mio intervento su di te, ma sempre in posizione diversa. Qua il lemma utilizzato è sempre consenso informato, ma come dicevo è tutta un'altra cosa, perché la chiave è la relazione di cura e fiducia, in cui la parola, conoscere. Però questa legge prevede anche per il paziente la possibilità di rifiutare di ricevere le informazioni e di delegare, diciamo così, questo compito recettivo, tra virgolette, ad un familiare oppure a una persona di fiducia. Quindi questa relazione di cura... Certo, il problema chiave che sta dietro tutto, e anche questo è stato nascosto, che qua il gioco non è se il paziente decide o no, e se il paziente non decide non c'è una decisione da prendere, semplicemente qualcuno deve decidere. Guardiamo come succede oggi nella prassi, che tra l'altro è ingiustificata. La persona sta male, perde conoscenza. Il medico cosa fa? Chiede alla moglie: cosa facciamo? Chiede ai figli: cosa facciamo? E sulla base di queste informazioni agisce, non agisce. Normalmente, se gli dicono di non fare niente, cercherà di agire ancora. Il sì, facciamo la terapia che proponi, va liscio; il no incontra qualche difficoltà. Ma cosa c'è dietro questo? La moglie, il marito, il figlio di per sé non sono rappresentanti. Nel momento in cui io dico sì, potete staccare tutte le macchine a mia moglie, io non sono un rappresentante, e basta poco, il sospetto di conflitto di interessi ci può essere, no? Per cui in realtà quando il medico dice ai familiari cosa facciamo, tecnicamente cosa sta facendo? Sta prendendo lui una decisione su cosa fare, assumendo informazioni che gli consentono di prendere una decisione fondata, ma soprattutto si sta cautelando contro eventuali azioni, perché se faccio quello che i parenti del paziente dicono, il giorno in cui, se il paziente muore, probabilmente non andranno a fare causa, no? Però qualcuno le decisioni le prende. Allora la costruzione della legge è proprio questo, che comunque la situazione deve essere sotto il controllo della persona, anche al limite del fatto di dire: ragazzi, io non me la sento, non voglio neanche sapere com'è. Parli con mio figlio, parli con mia moglie, parli col mio migliore amico e fate tutto voi. Il mio potere di autodeterminazione è nello spostare il potere di decisione in capo a un altro. Ma comunque qualcuno decide, perché se non è così, è come adesso, è il medico che decide alla fine. Ma ci sono dei casi previsti dalla legge, o meglio, la legge prevede che il medico possa in alcuni casi, tenere una condotta diversa da quella che gli è stata indicata dal paziente, cioè non rispettare la volontà del paziente. Non rispettare la volontà del paziente
Ora, lo si può fare se siamo sicuri che il paziente è totalmente incapace di intendere i voleri, no? Per cui è in preda al delirio, ti dice non voglio questa terapia salvavita perché sono convinto che tu sei il demonio, allora vabbè, no? A parte questo, le ipotesi che potrebbero essere viste come, e qualcuno ha ventilato come non rispetto alla volontà, in realtà non è così, nel senso che se io ho detto, ho lasciato scritto non fate questo, no? Ho espresso la mia volontà e il medico nel momento in cui deve agire, deve fare, è arrivato il momento fatale, deve operare o non operare, attivarsi o non attivarsi, se lui è convinto ragionevolmente che quelle parole non esprimono la mia vera volontà, se ha ragione di credere che la mia vera volontà sia un'altra, ma non bisogna giocare, cioè, deve essere convinto. Ad esempio, io dico, so che non esiste una terapia che mi faccia vivere dignitosamente di fronte a questa malattia, per cui dico, nel momento in cui perdo conoscenza, non dovete rianimare. Perdo conoscenza, viene fuori la terapia, a quel punto la mia volontà non era morire a tutti i costi, la mia volontà era non vivere in quella maniera là. Allora anzi il medico deve indagare la vera volontà e deve non rimanere formalmente attaccato alle parole, perché altrimenti so che è difficile, ma l'idea è quella proprio del diritto mite, gentile. Senti, ma e se a dover avere necessità, chiedo scusa, delle cure è un minore? E la legge si incanala sulla tendenza che c'è negli ultimi anni, quello che non c'è un capace incapace, che bisogna valorizzare le personalità, per cui anche il minore, soprattutto man mano che cresce, va ascoltato, anche il minore bisogna, per tutti gli incapaci, bisogna valorizzare le volontà residue e cercare di capire. D'altronde, pensate al malato di Alzheimer, è chiaro che è probabilmente incapace, ma è estremamente difficile riuscire a fare le terapie se non ci cerca comunque in tutti i modi la sua cooperazione di avvicinarlo, no? Quindi, chiaro che se c'è il minore ci saranno i problemi, il problema classico, quello dei testimoni di Geova, no? Allora, ho il problema, come è venuto fuori l'altro giorno, del giovane che appena fatto 18 anni si è fatto tutti i vaccini, no? Probabilmente quel giovane, di fronte a questa legge, se a 17 anni avesse detto, cari medici, mamma non vuole che mi vaccino, ma io voglio vaccinarmi, probabilmente ci sarebbe stato il modo per vaccinarlo, no? Nel senso che si valorizza la capacità in progresso del minore o la residua capacità del maggiorenne incapace. Anche se non ricordo male, la legge prevede, no, che vi possa essere un'ipotesi di contrasto, no, tra il rappresentante legale e il medico e che in questo caso ci si debba rivolgere al giudice. Quello è il suo lavoro. Cioè, d'altronde, appunto, una decisione va presa e questo è il punto. Non c'è mai una soluzione neutra. Qualcuno una decisione dovrà prenderlo. Il punto è che il contrasto, e questa legge è tutta disegnata in questo modo, si deflaziona nel momento in cui si parla. Un passaggio fondamentale, che però è dirompente, è il tempo della comunicazione e tempo di cura. Cioè, nel momento in cui la legge scrive il tempo della comunicazione e tempo di cura, vuol dire che l'università deve cambiare atteggiamento quando forma i medici. Vuol dire che i dirigenti sanitari devono cambiare le tabelle quando stabiliscono quante visite si fanno in un giorno. Vuol dire che se la comunicazione ha questo ruolo, l'architetto che disegna l'ospedale deve tener conto che in un reparto, specialmente man mano che si aumenta di gravità, ci deve essere una stanza in cui le persone possono parlare. Perché certo, se sono
nel day hospital dove mi tolgono il brufolo o cose del genere, mi possono anche dare le informazioni mentre sono là che preparano l'anestesia, dice guarda che ti resterà il braccio un po' addormentato. Ma se sono in un reparto di oncologia dove mi devono dire quanti mesi di vita ho o se mio padre sta per morire, non me lo possono dire in corridoio in 5 minuti perché c'è la fila fuori. Vuol dire che nella tabella non ci possono essere 5 visite in un'ora, perché così dai 10 minuti e quello è il tempo tecnico per arrivi, si spogli, le prendo la pressione e vediamo. Ma a seconda della gravità il tempo dedicato alla comunicazione dovrà essere maggiore. Ci potranno essere situazioni in cui tutto quello... Immaginate la situazione in cui deve essere comunicata una diagnosi di una neoplasia, di un tumore, in cui non c'è niente da visita da fare, semplicemente il medico deve dire si segga, adesso le spiego che cosa è successo. Quanto tempo deve dedicare alla comunicazione questo medico? Adesso può succedere che quello prenda la cosa e dica lei ha un tumore, bene, ci vediamo, le prendo appuntamento col chirurgo, ci vediamo dopodomani. Perché poi c'è la fila fuori. Questa legge non rende possibile questo. Ora dicevo, questa legge non la conosce nessuno. È una legge che non si impone con cattiveria. Però le scelte sono due. O l'università incomincia a formare gli studenti per comunicare quel minimo di tecniche di comunicazione che servono per evitare di far accasciare le persone quando ricevono l'informazione, o gli ospedali si riorganizzano, oppure arriverà la solita cosa, che la gente impara la legge, fa causa, e allora la riorganizzazione partirà dal fatto che, visto che la Cassazione comincia a riconoscere la responsabilità per violazione del solo diritto di autodeterminazione, la gente comincerà a far causa e dirà voglio 500.000 euro perché non mi hai dato la possibilità di scelta. A che il medico dice ma io ti ho guarito, e l'altro dice veramente qua c'è la vita, va bene, sono vivo, la salute me l'hai messa a posto, ma non hai rispettato né la mia dignità né l'autodeterminazione. Dopo un paio di condanne di questo genere allora si incomincia. Non sarebbe il caso di farlo prima? Sì, anche se devo essere sincera, proprio il caso del minore secondo me è emblematico. Voglio dire, questo funziona se, visto che la legge lo consente, tutto il meccanismo si mette in atto regolarmente, c'è la condivisione, la comunicazione, si capisce. Ma supponiamo veramente che ci sia un problema di contrasto tra un medico che è competente, si suppone, se è medico e sta curando un minore e rappresentante legale del minore, c'è un contrasto, andiamo dal giudice. Intanto i tempi. Sono sufficienti i tempi per consentire al medico di intervenire nel caso in cui il giudice dovesse dargli ragione? E tra l'altro il giudice ha le competenze che ha il medico? Questa è una questione di informazione. Il giudice deve essere giudice, deve sapere tutto, almeno deve essere aperto a capire tutto. Ma il problema non sorge nel senso che se c'è l'urgenza, il medico decide. A quel punto, tra la giurisprudenza classica, tra la madre che dice preferisco mio figlio morto ma in paradiso piuttosto che una trasfusione, il medico dice beh nel frattempo io lo trasfondo, poi vediamo. No? Certo, se avesse 18 anni un giorno il discorso sarebbe diverso, ma se ha 17 anni e c'è il gioco è tra la vita e la morte, il medico interviene, c'è l'urgenza. Se invece la scelta richiede, consente i tempi, allora sì, il giudice. Poi sai, il giudice prenderà informazioni, può sbagliare, può fare... Senti, questa legge tra l'altro introduce anche le disposizioni anticipate di trattamento, la pianificazione condivisa delle cure. Che differenza c'è tra le cosiddette DAT e questa pianificazione condivisa delle cure? Il dibattito è stato sul testamento biologico. La battaglia è stata sul testamento biologico. Perché il living will c'era in America, perché l'hanno fatto in Francia, in Spagna, in Germania, insomma, l'hanno fatto tutti e noi siamo arrivati ben ultimi. Però, diciamo pure, andava fatto? Sì.
È uno strumento importante? Sì. Ma molto più importante è la pianificazione delle cure, per una cosa molto semplice, per gli eventi della vita. La pianificazione condivisa, che è lo strumento nuovo, disegna un percorso che per fortuna è molto più frequente, nel senso che noi siamo mortali, come si diceva, e tra l'altro questa cosa è molto importante nel dibattito, perché ricordare che la morte è un evento inevitabile, più tardi possibile ma inevitabile, riporta un po' il senso delle cose al loro posto. E questa legge dice, se a un certo punto arriva la mazzata, la diagnosi che dice guarda che è cominciato un percorso in cui a un certo punto potrebbe capitare che tu non sei più in grado di. Anzitutto, come avviene questa comunicazione? La legge disegna l'assetto. Arriva la diagnosi, il medico dice alla persona vuoi che parliamo? Vuoi far parlare, vuoi far entrare nella stanza anche le persone care, il tuo amico, tua moglie, i figli? Parliamone insieme. La realtà è questa, succederà questo, è probabile che succeda questo. Come vuoi che andiamo avanti? Programmazione condivisa, ne parliamo insieme. Per questo è molto importante qua il ruolo del medico di base, perché è quello che conosce la persona, la cura da tempo, conosce la famiglia, sa quali sono, molto spesso quali sono i rapporti, no? Perché a lungo andare capisce se tra i genitori e i figli ci sono buoni rapporti o no, se moglie e marito non vedono l'ora di scannarsi e così via. Il medico di base è un po' il perno. Si parla, si dice, questa legge dice, puoi decidere se parlare tutti insieme, puoi decidere se far parlare gli altri e tu, che hai troppa paura, resti in disparte, puoi nominare un fiduciario che è la persona che scegli, familiare o no. A volte il tuo migliore amico può essere la persona meglio posizionata, perché è il tuo migliore amico, ma non è coinvolto come può essere un figlio, può avere la maggiore freddezza necessaria. Nomini un fiduciario e programmi. Si cambia strada facendo perché la malattia evolve, però io a quel punto so, se sono il paziente, che nel momento in cui non sarò più in grado di parlare, di comunicare, ci sarà qualcuno che porterà avanti, proprio come in nuncius, che mi difenderà e porterà avanti quella volontà che io ho costruito strada facendo insieme al medico, insieme ai familiari. Parliamo di cose che so già. Decido per una malattia che conosco e che può avere un'evoluzione. Le disposizioni, direttive, living will servono, però è un po' un tirare un sasso, nel senso che mi immagino cosa potrebbe succedere, ci sono cose che non vorrei che mi venissero fatte e allora, siccome sono molto cosciente, sono molto attento, sono anche poco scaramantico, scrivo. Però è probabile che quello che io ho previsto che mi faceva paura probabilmente non succederà. Magari succedono altre cose diverse da quello che ho previste. Ecco perché anche qua è estremamente importante il fiduciario. Al limite le DAT potrebbero essere, se dovessi perdere conoscenza e non riuscire ad acquistarla e dovesse essere necessario una decisione inevitabile, non procrastinabile, nomino mio cugino Alfredo. Punto. Parlate con lui. Il fiduciario. Il fiduciario è una persona, non soltanto che io nomino là, ma con cui ho parlato. E questa è l'indicazione. E se non l'ho fatto? Voglio dire, se io vengo nominato fiduciario e non sei obbligata. E per questo e a quel è punto... la solita cosa. Questa legge non impone, non è acceso o spento. Fino a Questa quel legge punto dice, non c'è nessuna certo... disposizione anticipata di trattamento, quindi si applica la regola normale, tra virgolette, quella che tu applicheresti in assenza di disposizioni. Sì, se c'è un buco in questa legge, nella costruzione, è che non ha seguito una sequenza ordinata. È possibile di costruirlo interpretando, ma in altre
regolamentazioni c'è una sequenza ordinata. Cosa si fa? Si fa quello che dice il paziente. E se il paziente non può parlare, si fa quello che ha scritto. E se non ha scritto, ci si basa sulle testimonianze, sulla ricostruzione della volontà, come è successo con Englaru. Si ricostruisce a sua volontà. E se non è possibile, se non si hanno informazioni attendibili su questo, allora si cerca il best interest. Si ragiona in termini di, saranno i medici a questo punto a valutare qual è il migliore interesse per il soggetto dal punto di vista oggettivo. Manca questo nella legge, questa sequenza, però è possibile comunque ricostruirla in via interpretativa. Sai cos'è che, almeno per me, è difficile da comprendere? Quest'idea di libertà di autodeterminazione. Io sai che sono per la più assoluta libertà di autodeterminazione, però nel momento in cui mi entra in gioco il fiduciario e io demando al fiduciario la decisione, sto scaricando la mia libertà di autodeterminazione sul fiduciario. Ma il fiduciario non decide al posto mio, decide con me, come è scritto E se nella io non sentenza. dico niente, dico semplicemente che nel caso in cui mi dovessi trovare in uno stato di, come dire, incoscienza totale, deciderà per me quel povero santo di mio marito, che non vedo ancora in sala ma che arriverà. E Beh, intanto lui deve aver accettato questo ruolo, non si è obbligato. E poi il problema resta sempre quello: se non decide lui, chi decide? Io non posso più parlare, sono incapace. A questo punto dovrebbe decidere il medico. Io indico il fiduciario perché credo che lui mi conosca meglio. Poi è questione di rapporti umani. Se uno non ha mai parlato con un amico, ha parlato soltanto di calcio, nessuno mi conosce, è chiaro che il fiduciario tirerà la monetina, ma a quel punto vuol dire non tanto la scelta di fine vita, vuol dire che scelte di vita ho fatto. Però l'idea, se una persona ha normali relazioni, non parliamo, è stato detto giustamente, non parliamo più di morte, perché abbiamo difficoltà, viviamo molto a lungo, sembra che la vita sia infinita. Facciamo causa al medico se il nonno 95enne non ne hanno fatto un doppio trapianto di cuore con polmoni, perché anche questo, i soldi sembrano infiniti e pretendiamo la vita. Invece bisogna parlare di queste cose qua. Ogni tanto bisogna parlare anche di quello che cosa vorresti. Ad esempio, io l'ho detto a mia figlia: se mi succede qualcosa, crematemi e buttatemi in acqua. Non voglio essere sepolto. L'ha detto 2 volte oggi, finiamo sottoterra. Io non voglio finire sottoterra. Io voglio essere sepolto in mare, come si fa? Bisogna parlare. su questo sono d'accordissimo con te. No, io sono talmente d'accordo che non solo penso di dover decidere io, ma cioè non voglio neanche prendere in considerazione l'ipotesi di, come dire, mettere qualcuno nella posizione di dover assumersi il peso di questa decisione, cioè decido io per me. Se No, decido di avvalermi di questo strumento, allora vado fino in fondo, dico io. No, sai perché è necessario il fiduciario sempre? Perché ci sono le sfumature delle cose. E allora il fiduciario, certo tu lasci le istruzioni, puoi lasciare anche 200 pagine di istruzioni dettagliate, e il fiduciario è soltanto quello che controlla Che se le controlla. fanno. Però ci sono le sfumature, il fiduciario è la persona che, conoscendoti, sa interpretare quale sarebbe la tua reazione di fronte a quella situazione inaspettata, che però porta le conseguenze e sa quali sono le conseguenze che tu non vorresti. Senti, alcuni hanno anche sottolineato che c'è il rischio che poi in verità nelle disposizioni anticipate di trattamento venga dichiarata una certa volontà, che poi però essendo tutto questo fatto in un momento in cui non sei nella necessità di essere sottoposto a un certo trattamento medico, potrebbe, come dire, verificarsi un mutamento di volontà, oppure esserci una comprensione falsata della realtà. C'è qualche rimedio nella legge che consente di mettersi al riparo da questa questione è sempre eventualità? quella: qualcuno deve Sempre quello. decidere. Se qualcuno deve decidere, io posso, è vero che c'è il problema di contestualizzazione. Se io ho scritto delle disposizioni, delle DAT 10 anni fa, qualche dubbio sulla loro attuale validità ci può essere, ma resta sempre il fatto che tra nessuna voce e la mia voce, magari detta in anticipo, deve prevalere la mia voce, sempre che ci sia ragione di ritenere che quella sia ancora la mia voce.
È chiaro che se io ho scritto assolutamente non fate niente, preferisco morire e così via, e poi mi sono dimenticato il foglio, mi sono dimenticato di correggerlo e ho cambiato religione e mi sono fatto seguace in una religione che crede nell'immortalità, per cui il mio corpo deve essere al limite ibernato, è chiaro che la mia professione di fede degli ultimi anni smentisce di fatto quello che è lì, e quindi ci saranno i termini per dire in realtà non è più, però rimane sempre, perché è un'obiezione quella che è sempre stata fatta, ma quando scrivi le tue volontà non sai cosa succederà in futuro, togliamolo allora. E allora la decisione ritorna ai medici. Certo. Senti, qualcuno ha anche criticato questa legge perché non è stata abbastanza incisiva, cioè perché non ha introdotto fondamentalmente la cosiddetta eutanasia nel nostro ordinamento giuridico. Adesso, come molti sapranno, è finalmente iniziato, insomma, la discussione della legge firmata da oltre 130.000 cittadini in merito proprio all'introduzione dell'eutanasia. Cosa pensi che succederà di questo disegno di legge? Ne discuteranno, verrà approvata, non approvata? Alcuni dicono che addirittura ci sono dei sondaggi che rivelano che il 70% della popolazione italiana, che non è poco, il 70% è a favore dell'eutanasia, e quindi automaticamente l'affermazione successiva è: il governo del popolo non può tener conto di questa volontà del 70% del popolo. Secondo te cosa succederà? Non credo che ci sia un particolare interesse, Neanche io. sinceramente. Non credo che ci sia neanche una maturità nel dibattito fra chi dovrebbe partecipare, perché ancora confondono i termini e quindi non c'è quella pacatezza. Cioè, sono questioni importanti che dovrebbero richiedere intanto libertà di coscienza, intanto pulizia mentale. Discutere queste cose senza pensare cosa mi conviene al TG delle 20, se dichiarando questo mi aumenta o meno il gradimento, se faccio il tweet, no? Perché sono questioni di vita e di morte. Se non sono onesti su queste cose qua. Ma no? Quindi anche nella mancata divulgazione in merito alla legge del 2017, la 119, c'è il una dolo. sorta... perché... Ecco. Voglio dire, non è che ci sia stata tutta Allora, questa informazione, a parte Marco Cappato che ha fatto mandare. C'è stato un intervento del Consiglio di Stato relativo a una richiesta del Ministero. Nella finanziaria dell'anno scorso si prevede l'istituzione del registro nazionale delle DAT. La legge dice, giustamente, perché poi ci sono i problemi tecnici. Se io sono a Milano e vado a finire sotto un autobus, come fanno i medici di Milano a sapere se devono o no rianimarmi? Dovrebbero cliccare su un bottone e vedere che ho deciso in anticipo. Quindi l'idea è quella di un registro nazionale. Tra l'altro il buco è nel fatto comunque di non avere un registro nazionale della programmazione anticipata condivisa delle cure, e non avere comunque un sistema. L'informatica c'è, gli strumenti ci sono, che va al di là di questa legge. Cioè, non so se è la vostra esperienza, ma io non so quante volte sono andato a Trieste, a Catinara, sempre allo stesso ospedale, per cose non importanti, ma da una stanza all'altra, allo stesso piano. Domanda: allergie? Ma se non lo sapete voi che sono 30 anni che sono vostro paziente, non c'è un bottoncino, una cartella clinica elettronica, qualcosa che... Perché se io mi dimentico di essere allergico e nella cartella clinica poi l'informazione c'era, io vi faccio causa. No? Per cui io dico sempre non lo so, credo di no, non si sa mai. No? Però ogni volta è sempre le stesse domande. Io comincio, ho fatto l'appendicite a 8 anni, ma ce l'hanno, dovrebbero averlo là. Quindi c'è proprio un problema di organizzazione. Ma comunque il Ministero ha fatto un quesito al Consiglio di Stato sull'istituzione di questo registro nazionale che, leggendo, il tono è quello: vero che non posso fare? Vero che non posso fare? Vero che non vale a niente?
il Ministero della Salute di questo governo fa un'interrogazione al Consiglio di Stato cercando di ottenere dal Consiglio di Stato praticamente la riduzione quanto più possibile dell'impatto di questo. La maggiore formalizzazione, perché poi un altro modo per andare contro è costringere la gente a fare timbri, bolli. No? Il Consiglio di Stato l'ha risposto in maniera molto articolata dicendo no, la cosa importante è rispettare la volontà delle persone. Per cui ad esempio il passaggio dopo aver assunto informazioni mediche. È chiaro che siamo adulti. La legge che dice dopo aver assunto informazioni mediche adeguate, io formulo. Ma è chiaro che se sono uno scemo che scrive delle DAT perché ha guardato su internet il sito www.vogliomorire.com, cioè, non è che possiamo adeguate informazioni mediche sono quelle che io ritengo adeguate per prendere una decisione. Poi se non sono del tutto deficiente vado dal mio medico curante con cui ho appunto un rapporto e gli dico: senti, sono un po' preoccupato per questo, che cosa vuol dire stato vegetativo permanente, che cosa vuol dire locked-in syndrome, che cosa vuol dire, o che cosa mi potrebbe succedere se sbatto la testa 10 volte contro il muro e non mi sveglio, e il medico ti dà le informazioni. Insomma, trattiamo la gente come adulti. Sì, anche se in verità hanno messo un po' le mani avanti dicendo che sarebbe preferibile che arrivassero, no, già con un documento che attesta che c'è stato questo confronto con il medico, quindi che non sono proprio sprovveduti. Perché l'atteggiamento è sempre quello del diritto duro. Ma la legge non richiede. Perché aumentare le formalità? No? Se io che sono maggiorenne capace dico qualcosa, dico ho assunto le dovute informazioni, perché magari mi sono rivolto al medico e io attesto che ho assunto le informazioni adeguate, sono abbastanza convinto di questo, ho espresso la mia volontà. Non è fondata? Non devo motivare io perché voglio fare qualcosa nella mia vita. E quelli che fanno parapendio? No, per carità. Dopo aver assunto adeguate informazioni sulla forza di gravità, no? Sì, no, d'accordo. Senti, ti faccio un'ultima domanda, poi vediamo se ci sono domande da parte degli studenti e anche da parte delle persone in sala. Un'altra delle critiche che è stata mossa a questa legge è che non tiene conto dell'obiezione di coscienza. Vero, non vero? Come la pensi? Vero, non tiene conto dell'obiezione di coscienza. D'altronde, obiettare a non farmi qualcosa vuol dire costringermi a subire qualcosa. Quale passaggio ci potrebbe essere? Se non accetti la mia terapia, ti abbandono. Esci fuori dall'ospedale. Non ti curo. Questa può essere obiezione di coscienza? No. Se io rifiuto la terapia che tu mi proponi, tu mi devi dare tutto il resto. E non ci può essere un'obiezione di coscienza. Uno non può dire io non curo i comunisti, io non curo quelli che non accettano l'aspirina. Se anche di fronte a testimoni di Geova che rifiuta la trasfusione, il tentativo del medico deve essere quello di cercare terapie alternative, se esistono, se ci sono. Non può dire o prendi quello che dico io oppure non lo faccio. L'altra cosa invece il problema è non tanto l'obiezione di coscienza quanto della clausola di coscienza, perché ci sono situazioni che in effetti creano un conflitto etico, che è quella della rimozione. Allora, è chiaro che se tu mi dici, se la legge dicesse è diverso rinunciare alla cura dall'inizio rispetto a rimuovere una cura già accettata, avremo le situazioni paradossali per cui il malato di SLA si trova con l'alternativa tra essere o non essere intubato e si deve porre il problema: ma se accetto l'intubazione poi resto bloccato. Ora è chiaro che è a favore della vita quello di dire beh, tu accetta intanto. Se la tua situazione dovessi sentirla inaccettabile, non dignitosa, potresti ottenere la rimozione, come nel caso Welby. Ora è chiaro che in questo caso ci può essere
un dilemma etico per il medico che attivamente dovrà rimuovere. Ora in questo caso ci può sorgere il problema della clausola di coscienza che verrebbe risolta dalla legge attribuendo all'organizzazione, Alla struttura. alla struttura La il compito responsabilità. comunque di assicurare. No? Poi il problema è come Se li hai tutti, nella tutti legge io. sull'interruzione di gravidanza. Certo. Ok, cerchiamo di ascoltare un po' gli studenti. Mattia Zuccolo, lo chiamo per primo, anche lui è uno studente che appartiene all'ELSA, laurea magistrale. Mi chiedevo, dal punto di vista deontologico, considerando il giuramento di Ippocrate, come si fa a chiedere ad un medico di togliere la vita ad un uomo e una donna ribaltando magari il suo dovere professionale? Una cosa, è Massimiliano togliere, risponde dopo. una cosa è togliere la vita, un'altra cosa è lasciare che le cose accadano. Questa legge non parla di eutanasia, e là sì che si può porre il problema deontologico, etico, personale del medico che attivamente deve porre termine alla vita. Un'altra cosa è una persona che è malata, che decide che il suo percorso è quello, enough is enough, dicono gli americani. A chi tocca decidere quando enough is enough? La donna che qualche anno fa, molto anziana, soddisfatta della sua vita, ha il diabete, le dicono dobbiamo amputarti il piede, se no muori. E lui dice poi? E poi vediamo. Vai avanti un po' così, può darsi che sia necessario tagliare ancora un po'. E la donna dice, sai che c'è? Basta. Allora non è il medico che lo uccide, è la malattia che lo uccide e il medico si astiene da intervenire perché altrimenti vorrebbe dire violentare le decisioni di questa donna. Per cui non è una violazione del giuramento di Ippocrate, perché è il rispetto della persona. Certo, quando si parlerà di eutanasia il problema potrà presentarsi e dovremo affrontarlo. Francesco Maria D'Angelo, che avete già visto, presidente di ELSA Udine, Ah. studente, Si è messa la giacca però, si è messa anche la maglietta del TAIUS. Innanzitutto buonasera professore, volevo chiedere, prendendo spunto anche dalla posizione del cardinale emerito Martini, secondo lei esiste un'influenza della religione sul tema? Se esiste, quanta ci può essere e soprattutto se ci sono stati dei condizionamenti? Ora, esistono però posizioni diverse, il mondo dei credenti è estremamente vasto, il fatto che sulla carta sono il 90% giudidi cattolici, il 70% di italiani sembra favorevole all'eutanasia, quindi evidentemente il dibattito è molto più articolato. Il fatto stesso della storia del cardinal Martini ci fa dire che non è così secco. Ci sono cattolici che ritengono che alla vecchia la vita è neanche un dono, ma è in usufrutto, per cui noi siamo tenuti a mantenerlo fino a che non cessi il contratto, e quindi ho letto che la sofferenza è un dono. L'influenza c'è stata, perché abbiamo avuto grandi difficoltà noi a ottenere delle leggi sulle cure palliative, sull'uso degli oppiacei, a dire no, il dolore non è una cosa dignitosa, non è un'ascensione verso il cielo, no? Però in realtà il dibattito è molto più articolato di come può apparire come quando succede gli atei devotei che compaiono, no? Questo ossimoro che compaiono a difesa. Ripeto, l'avevo già detto, il dibattito è stato estremamente falsato, con una violenza, penso che tutto quello che è stato detto è in claro, che non ha niente a che fare con credenti e non credenti. Valeria Di Cerbo. Facoltà di giurisprudenza, anche lei studentessa dell'ELSA. Buonasera.
Quello che vorrei chiederle è come si può differenziare l'ipotesi di reato dell'omicidio del consenziente con un futuro intervento legislativo che preveda l'eutanasia, perché insomma per mettere delle eccezioni all'omicidio capisce che si sa dove si inizia e non si sa dove si finisce. Sì, il pendio scivoloso, slippery slope. Grazie Valeria. Ma la fortuna è che questi temi sono propri di tutto il mondo occidentale, perché partiamo dall'inizio. Perché parliamo di tutte queste cose? Perché siamo arrivati a un livello di capacità tecnologiche, di disponibilità di cure, che mentre una volta il problema era come fare a vivere più a lungo, adesso in molti casi è come fare a non vivere male gli ultimi anni. E siccome il problema si è posto un po' in tutti i paesi, possiamo vedere, usarli come laboratori, no? Ha cominciato l'Oregon con l'aiuto al suicidio, monitorando. Allora, da quell'esperienza si vede che questa slippery slope non è avvenuta. Dicevano, se consentite queste aperture, i poveri si toglieranno di mezzo perché non hanno i soldi per curarsi. E le statistiche dicono invece che chi utilizza il suicidio assistito in questi paesi è normalmente una persona più colta, più ricca, con le assicurazioni, che la sua scelta è dettata da una profonda convinzione che è giunto il momento. Come evitare i pendii scivolosi? Come sempre, attraverso monitoraggio, cultura. In Canada, negli anni '80, avevano ritenuto legittimo il divieto di aiuto al suicidio, e là il caso era stato innescato da una donna malata di SLA che diceva: se non lasciate che mio marito mi aiuti a morire quando sarò completamente immobilizzata, io mi uccido subito, finché posso muovere e uccidermi da sola. Negli anni '80 avevo detto appunto questo argomento, capiamo tutto quanto, ma i rischi di uno spostamento e modifica della normativa sono troppo grandi. Qualche anno fa la stessa Corte Suprema del Canada ha detto: siamo guardati intorno, i tempi sono cambiati e contro il diritto alla vita vietare in questi casi, in certi casi, l'aiuto al suicidio. Come evitare il rischio che poi ci sia l'omicidio del consenziente, ci sia quello che gioca la roulette russa e così via? Perché là ha funzionato il meccanismo, la domanda è partita dalla società ed era pressante. Chi ha impattato la domanda per primi sono stati i giudici, che hanno trovato una soluzione. La fortuna ha voluto che è venuto su un governo liberal con Trudeau, che ha preso la sentenza della Corte Suprema, ha preso l'insegnamento e ha fatto una legge perfettamente in sintonia, il circolo virtuoso, dalla società ai giudici e ai legislatori. E quindi ci sono le garanzie per evitare appunto che qualcuno si metta a giocare alla roulette russa e poi dica: ma è stato un suicidio assistito. Mattia Mirolo. Anche lui sta morendo dal caldo, vedo. La facoltà di giurisprudenza, studente Elsa. Buonasera. Io, leggendo sulle prime pagine dei quotidiani locali, noto che sempre più spesso ricorre il titolo carenza di medici di base, vanno in pensione senza ricambio, eccetera, eccetera. Lei ha sottolineato l'importanza di questa figura del medico di base, quindi non è che la legge incardina qualcosa, sceglie un punto fisso che è il medico di base, che in realtà non c'è, e quindi alla fine è costruita sul nulla? Tutte le leggi sono costruite sul nulla se non si mettono risorse. Ora, la legge si rivolge a tutti i medici, non soltanto ai medici di base. Certo che leggendo e interpretando, la figura che ha maggiore relazione col paziente è sicuramente quella. Se vengono a mancare, come in tutte le situazioni, cade tutto, ma è abbastanza ovvio.
Il punto debole di questa legge è che per farla passare hanno messo un articoletto che non deve cambiare il costo per lo Stato, ma è ridicolo. Senza soldi non si cantano messe, continuano a fare le leggi, dico, senza oneri dello Stato, ma senza oneri dello Stato non esiste niente. Certo che si può cercare di riaggiustare, però servono i soldi, servono le risorse e non solo servono i medici di base. E qua abbiamo un problema di medici di base, abbiamo un problema di pediatri, abbiamo un problema di professori universitari che andranno in pensione e non verranno sostituiti, abbiamo un problema di tutto. Bisogna cominciare a lavorare su questo invece di inseguire chi cerca asilo, magari prendere qualche medico siriano non farebbe male. Allora, verifichiamo che ci sia qualcuno in sala che vuole intervenire. Massimiliano, innanzitutto chiedo a te se vuoi fare un intervento, visto che sei medico, sentiamo la voce del medico. No, allora, io lavorando in ospedale mi sono trovato sempre nelle condizioni di dover decidere che cosa fare quando un paziente arrivava al fine vita. Sintetizzando, la decisione che dentro di me prendevo aveva necessità di 3 parametri. Uno, la coscienza che lui aveva della vita. Quindi viveva una vita degna di essere vissuta e quindi cosciente o meno. Il dolore che provava nella vita in quelle condizioni e le relazioni sociali che aveva o meno. Perché vi dico questo? Perché noi siamo arrivati a un punto tecnologico in cui siamo in grado di mantenere una persona in vita. Punto. Quando noi facciamo un intervento chirurgico, la persona viene portata a uno stato di pre-morte per necessità cliniche dell'intervento e viene mantenuta in vita con degli strumenti tecnologici. La respirazione è automatica, il cuore funziona in maniera automatica, cioè automatica vuol dire artificiale, cioè tutto gestito da delle macchine. Quindi quando un paziente, una persona sta per morire, io se voglio lo posso mantenere in vita incosciente ovviamente, quindi strutturata con delle azioni tecnologiche, altamente tecnologiche. E quindi posso scegliere di ridurre quello che noi chiamiamo accanimento terapeutico, di ridurre l'attività di mantenere in vita un paziente a seconda di questi parametri, di questi 3 parametri. Se io non ho questi 3 parametri, io tendo sì a parlare con i parenti, perché c'è anche quell'aspetto che dicevi tu sulla questione medico-legale, assolutamente, però tendo a ridurre progressivamente i trattamenti che lo mantengono in vita. Però può succedere anche, e mi è successo, che togliendo i trattamenti che lo mantengono in vita il paziente non muoia subito. E si produce dentro di me, ma dentro ogni medico, il grosso dilemma morale, psicologico. Che cosa fare in quel momento? Perché il paziente sta soffrendo. Io ho visto... solo facendo il medico in queste condizioni riuscite a comprendere cosa vuol dire. Vedere persone che non muoiono ma in cui gli occhi sanguinano perché non ci sono più le possibilità di umidificare l'occhio e quindi maschere di sangue che rimangono in vita. Cioè, non dico film dell'orrore, ma veramente situazioni veramente angoscianti. Cosa si fa in quei casi? Visto che il paziente, dopo che gli ho tolto tutta la strumentazione, non muore, e so benissimo che sta andando a morte, ma sta andando a morte in 5 giorni, 3 mesi. Ippocrate non aveva, sì, è vero che noi facciamo un giuramento, ma non aveva la strumentazione che abbiamo noi adesso di mantenere in vita il paziente fino a questo punto. E qua adesso io dico una cosa, la metto in maniera generale, perché ovviamente è un problema medico-legale, ma noi possiamo togliere il dolore alle persone con degli oppiacei centrali, cioè quindi che agiscono a livello cerebrale, per togliere il dolore. Queste sostanze però, oltre a togliere il dolore, deprimono il centro respiratorio. E quindi
Un medico, in generale, può scegliere di togliere il dolore a tal punto di deprimere la respirazione. Questo è eutanasia? Una risposta? Allora, perché apriamo un dibattito. Cioè la legge ti dice che è possibile la sedazione continua, profonda, quindi la legge ti consentirebbe questo. Andando oltre anche la legge, per la Chiesa, che credo abbia la morale più rigida in questo campo, si applicherebbe il principio del duplice effetto, per cui tu adotti gli strumenti per combattere il dolore, accettando il rischio che questo riduca la vita. Naturalmente è una questione etica, un peccato, e il tuo foro interno. Se tu la stessa sostanza la dai dicendo speriamo che muoia, questo è un peccato ed è una violazione etica. Se invece tu non hai altra scelta per ridurre il dolore che somministrare accettando il rischio, allora è corretto, se lo dice la Chiesa. Lo capisci? Lo strumento che c'è in mano e che viene utilizzato. Sì, ma d'altronde l'alternativa qual è? Non somministrare l'oppiaceo perché il dolore avvicina al paradiso? No. Hai un'alternativa? In quel momento dignità della persona, rispetto alla sua personalità. Ecco, bravissimo. Allora, il mio parametro principale è la dignità di una persona. Certo, se lui avesse detto io voglio godermi fino in fondo questa sofferenza, allora no. Se uno davvero è così stoico da dire voglio vedere fino a che punto, quando non esplodo, a quel punto tu ti astieni. Certo, si innesta un'altra cosa. Se il paziente ha il diritto di infliggere al curante una sofferenza psicologica di questo tipo, che potrebbe essere interessante. Scusate, posso farvi una domanda? Ma possiamo pensare a un altro caso limite, all'opposto. Cioè, io ho una persona che ha il terrore di qualsiasi dolore fisico, oppure semplicemente ha paura degli aghi, e fa delle disposizioni anticipate di trattamento in cui dice in qualsiasi condizione mi dovessi trovare, non fatemi neanche una puntura. Cioè, in quel voglio dire, in quel caso il ragionamento qual è? Sei imbecille, il problema è tuo, arrivederci e grazie. Io ti dico l'esempio, perché ce l'ho l'esempio. Una bambina soldato portata in Italia che era stata violentata e torturata con gli elettrodi, quindi con gli aghi, in tutte le zone del corpo, si è trovata nelle condizioni di sottomettere degli aghi per questioni terapeutiche. Certo. E che producevano crisi epilettiche dal dramma che lei riceveva psicologico sull'introduzione di questi aghi. Cioè, è stata trattata, è stata legata e messi gli aghi servivano per fare l'intervento. Perché a un certo punto il medico sceglie che in quel momento la persona non è, diciamo così, non è in grado completamente di percepire l'importanza dell'atto medico sulla sua salute. Sì, se è su un crinale molto difficile. Il fatto che fosse una bambina già rende più facile questa iniziativa. Se fosse stato un maggiorenne tu avresti dovuto avere un giudice che dicesse questo è sicuramente incapace di intendere e volere con riguardo a queste cose, per cui ti lascio, ti consento di imbragarlo. Posso dirti una cosa, un altro esempio, che qua è la follia sulla follia però. La dialisi mantiene in vita i pazienti. Nel nostro reparto noi abbiamo pazienti che vivono grazie a una macchina che fa l'attività delle rene che le rene non hanno. Okay? Quindi devono loro scegliere o meno di poter essere attaccati dall'inizio del trattamento, di essere attaccati a questa macchina sapendo tutte le conseguenze, perché la macchina gli permette di vivere, ma possono anche scegliere di non essere attaccati alle macchine. Okay? Io avevo un paziente che tutto normale non era, però era molto interessante discutere con lui, che inventava la macchina a moto perpetuo, tutte questioni strane riguardanti le fisiche quantistiche e via dicendo. Non era completamente, diciamo così, nei canoni, ma neanche io sono completamente nei canoni. No? Forse nessuno. Anzi, secondo me col discorso iniziale del libero pensiero, meno si è sui canoni, forse è meglio, magari riusciamo a costruire una vita particolare. Bene, a un certo punto lui decide che lui in dialisi non ci vuol venire. Perché? Preferisce morire prima,
ma libero dalla macchina, perché per lui la macchina è una costruzione talmente grave che non ne permette la sua serenità psicologica. Lui viveva in una casa di riposo, quindi la casa di riposo lo obbligava a venire in dialisi. A un certo punto lui scappa dalla casa di riposo, se ne va, scappa proprio fisicamente, non sappiamo neanche dove sia finito. La casa di riposo chiama i carabinieri lo cercano, vanno a cercare. Dopo vari giorni, anzi tra l'altro incredibilmente io pensavo sarà morto, perché ormai erano passati 20 giorni, lui deve dire certo. no, incredibilmente non era morto. Io ho detto cazzo, c'aveva ragione anche su questo, anche la moto perpetuo aveva ragione anche su questo. Non era morto, lo prendono e lo costringono a venire in dialisi, viene fatto il trattamento, lui riscappa 2 o 3 volte, scappa eccetera eccetera, alla fine contattano il magistrato. Il magistrato applica il TSO. Il TSO introduce l'aspetto psichiatrico e le terapie psichiatriche sul paziente, che viene sedato per poter venire in dialisi. Quindi da quel momento in cui gli è stato prodotto il TSO, lui si è addormentato, chimicamente si è addormentato, e non si è più svegliato per 4 anni quando è morto di inedia, ma di infezioni dovute ai decubiti che lui aveva perché non si muoveva più. Qual è la dignità migliore di vita? Intanto bisogna vedere lo psichiatra che ha perché non è il magistrato che decide il TSO, se non c'è il magistrato per lui è applicato, se non c'è lo psichiatra, quindi bisogna vedere là se esisteva davvero il personaggio non era tutto giusto, no, ovviamente. Certo, ma se tu trai l'esistenza della malattia mentale da una scelta che non condividi o che non è forse era quello nei più ranghi, giusto che è scappato e sperava in no, nel senso era così alternativo come persona che non era troppo nei canoni. Questo è un problema per la nostra società adesso sì, certo, però tra non essere nei canoni e avere una malattia mentale effettiva nei margini possibili della diagnosi psichiatrica corre. Perché se no succede come per i testimoni di Geova, se legge le sentenze sui testimoni di Geova funziona più o meno così. Se il medico non interviene perché rispetta la volontà, il giudice lo assolve, già prima di questa legge, il giudice lo assolve perché dice ha rispettato la volontà del soggetto. Se il medico interviene e lo imbraca, il giudice lo assolve perché dice non siamo sicuri che quella fosse la sua volontà. No? Alla fine si trova, perché? Perché leggendo tra le righe queste sentenze, perché siamo italiani, anche il giudice non ce la fa a non metterci di suo, hai la sentenza, la motivazione che è in punto di diritto, tutto quanto, però sfugge sempre questa bizzarra scelta, questa religione minoritaria, no? E quindi la decisione finisce per essere sempre un po' in base al pregiudizio. Non siamo perfetti. Il caso di questo poveraccio che alla fine è morto come non voleva, perché uno psichiatra ha detto è sufficientemente pazzo da sedarlo. Il problema è poi chiave è sempre quello, c'è la biologia e c'è la biografia. Se mettiamo sul totem la biologia, teniamo le macchine, sempre come Franco, come Tito. Ma questo non c'entra niente né con la biografia delle persone né con la dignità, credo. Sentiamo se ci sono altre domande in sala. Io sono un medico che si vanta di aver lavorato per 40 anni esclusivamente nel pubblico. Ho ascoltato con esclusivamente, molto... chiedo scusa, non l'ho sentita. Nel pubblico. Nel pubblico, nel ok. pubblico, non nel privato. Okay. Sì, adesso ho capito. Non ho sentito. Ho ascoltato con molto interesse questa sera questi argomenti, perché da sempre li dibatto anch'io. A proposito delle disposizioni di fine vita, una delle obiezioni fondamentali è che manca di attualità la disposizione di fine vita. Allora, se manca di attualità è un non senso, non si può fare una disposizione di fine vita perché io non voglio morire affogato e lo scrivo. Poi, mentre sto affogando, cioè voglio morire affogato se sto affogato, poi mentre sto affogando sarò dello stesso parere. E quindi questa è una osservazione a proposito del consenso informato.
Quando è nato il consenso informato era una dichiarazione scritta del medico: ho informato il paziente X della sua condizione e gli ho proposto le scelte. Poi è arrivata la firma del paziente. È vero, il medico mi ha proposto questa cosa qui. Poi è arrivata la firma del medico che dice sì, io gliel'ho proposto. Il paziente dice sì, è vero che me l'ha proposto, e il medico che dice sì, io ho verificato che il paziente abbia capito. Perché oggi che faccio collaborazioni con studi medico-legali, il problema del consenso è un problema fondamentale. E un consenso che sia onnicomprensivo non esiste, non c'è. Certo. Non c'è. Per quanto ci siamo arrabattati a tentare di scriverlo, un consenso che comprenda tutto quello che deve comprendere non esiste. E quando esistesse non è trasmissibile a un paziente che è seduto o sdraiato davanti a te, va bene? Ed è solo preoccupato dell'esito della sua malattia o delle tue cure. Se voi passate per una corsia dove qualcuno ha dedicato il suo tempo a dare informazioni adeguate ai pazienti, il giorno dopo, 2 giorni dopo, il 90% di quei pazienti non sono in grado di dirvi quello che gli è stato detto. E questa è pratica quotidiana, vita in corsia. Per quel che riguarda delle scelte che il medico deve fare, io reputo e credo che il medico in certi momenti, al di là dei libri scritti, delle norme, delle leggi e delle regole, sia assolutamente solo e debba fare delle scelte in assoluta solitudine, e nessuno potrà togliere al medico il peso, l'onere di queste scelte e il privilegio di dover fare queste scelte. E io ho avuto nella mia vita tanti maestri, sono un chirurgo, tanti maestri che mi hanno insegnato ad attaccare il budellino a quello B e staccarlo dal B e metterlo sul C. E questo va anche bene perché devi imparare la tecnica. Però una cosa mi hanno detto e ho stampata a caratteri di fuoco nella mia testa: quando sarai di fronte ad un paziente per cui devi fare una scelta definitiva e non sai che pesci prendere, immagina che il tuo paziente sia tuo padre, tuo figlio o tuo fratello, e non avrai sbagliato. Ho detto quello che dovevo dire. Grazie mille, la ringrazio molto. Ha detto sicuramente molte cose che costringerebbero un po' a riaprire il discorso, però solo una cosa: il consenso, così come ha detto lei, è vero. Il consenso informato, così come si è sviluppato, è vero, perché si è sviluppato su base difensiva contro il paziente che rischia di farti causa. Per cui non conta sapere se quello ha capito quelle 4 o 5 cose che consentono di entrare in relazione, ma conta quanto è grande il pacco di carta, ha firmato, se i parenti fanno causa, il giudice. Ma questo non può essere atteggiamento. Questa legge, letta con attenzione, ribalta proprio questo. Il consenso non può essere, e tra l'altro non avrebbe neanche valore, quel pezzo di carta. A me l'unica volta che mi hanno fatto firmare un consenso non era niente, ma ero disteso sul lettino senza la camicia, che stavano per farmi un piccolo intervento così. Mentre cercavano, perché poi la cosa era andata via per conto suo, tanto per dirlo, mentre cercavano mi hanno dato un foglio e ho detto firmi qua. Mettiamo che mi avessero tagliato malamente, quel foglio non valeva niente, no? Mi hanno dato 30 secondi sulla cartella, sono entrata a quell'ora, sono uscita a quell'ora, non posso aver letto 4 pagine. No, l'atteggiamento è da cambiare. Quel consenso informato non è né consenso né informato. È molto più consenso informato il medico che sta a letto con le persone e gli parla. E vale molto di più, perché alla fine quelli non gli faranno causa. Nessuno fa causa al medico che l'ha guardato negli occhi, che l'ha chiamato per nome e che ha detto qua non c'è più niente da fare, oppure siamo insieme e cerchiamo di fare il possibile. Le cause partono sempre dalla mancata comunicazione. Poi vabbè, c'è anche l'errore. Sì, c'è anche da dire però che la questione sulla comunicazione, che è assolutamente determinante. C'è un articolo su New England interessantissimo dove sono i 18 minuti di dialogo col paziente, il limite fra causa e non causa. Cioè sotto i 18 minuti
il rischio di causa è altissimo, superati i 18 minuti si azzera quasi il rischio di causa del paziente. Quindi cioè ci sono proprio questi minuti molto particolari che permettono il dialogo col paziente, ma il problema è che non ti danno il tempo di parlare. Perché quando io faccio una visita in ambulatorio ho 20 minuti, nei 20 minuti io devo parlare col paziente, scrivere gli esami e gestire gli aspetti informatici obbligatori per la questione del paziente, magari fargli anche un'ecografia e poi le prescrizioni, la lettera, scrivere la lettera di chiusura e di mettere il paziente. In 20 minuti io non ho neanche il tempo di guardarlo in faccia certe volte. E ti ho detto che è dirompente, che bisogna cambiare. Questi 20 minuti non possono essere 20 minuti. Per quello ti dico. E allora a questo punto però ci sono tutta una serie di questioni molto importanti, fra cui la quantità di personale, la quantità di gestione, il rapporto fra costi e benefici all'interno dei meccanismi aziendali pubblici, ce ne sono dei problemi. Ma forse anche educare le persone, perché non c'è solo il problema del medico, cioè voglio dire, il medico è anche in questo una vittima, cioè ci sono dei pazienti che se potessero ti terrebbero lì 8 ore, cioè quindi bisogna anche educare i pazienti a comunicare, a riconoscere intanto la competenza di persone che hanno una formazione, invece qui stiamo andando sempre più verso uno vale uno, che è una follia secondo me, perché io mi chiedo quale persona con problemi di salute non si affiderebbe a un medico competente, no? Secondo, anche il paziente deve capire che c'è un limite oltre il quale non può andare, perché non ha una formazione tale che glielo consenta. Altre osservazioni, domande? Ok, velocissimo Luigi, botta risposta così poi andiamo a farla. Intanto chiedo, così anticipiamo un pochino perché siamo in ritardo, a Luca Marco Tatti della Tonella di accomodarsi qua vicino a me, così poi le passo subito in corsa la parola, ci presenta Vini e andiamo di là. Allora Luigi, qual è il tratto principale del tuo carattere? La velocità, la resilienza. Vero? La resilienza. Qual è la qualità che preferisci in un uomo? La disponibilità. E in una donna? Detta così è brutta, però scusa, trovo un altro termine. Me l'hai tirata proprio. Qual è il tuo principale difetto? La timidezza. Qual è il tuo motto? Se ce l'hai un motto? No, non ho un motto, però mi trovo sempre più spesso a rifrullarmi in testa una frase, non posso dirla esattamente, ma quanti caspita danni pensate di campare? Ok. Perché tutti si arrabattano, si litigano, poi alla fine... Ma tu vivrai a lungo e noi ci auguriamo che sia così. Qual è la tua più grande paura? Beh, dalla frase un po' sì. Per mia figlia. Dovesse succedere qualcosa a mia figlia. E qual è la tua più grande passione? Non mi dire il fine vita perché non ti do neanche un goccio di vino. No, parecchie, diciamo, al momento la vela. Tu sei anche un esperto di cinema. Qual è il tuo regista preferito? Sergio Leone forse, quello mi ha divertito di più. In quale paese ti piacerebbe vivere se dovessi sceglierne uno diverso dall'Italia? Non ci sono mai stato, in Portogallo. Sai cucinare? Sì. Bene o male? Bene. Adesso ti faccio una domanda un po' fetente. Ti sei già avvalso della facoltà di disporre le disposizioni anticipate di trattamento sanitario? No. Le hai fatte le DAT? No. Perché non le hai fatte dopo che hai difeso la legge? Perché credo più alle programmazione condivisa delle cure. Ok. Allora, io mi fermo qua, ringraziamo tantissimo sia Massimiliano Fanni Canelles e sia Luigi Gaudino di essere stati qua con noi. Allora ci accomodiamo qua in fondo per fare l'aperitivo. Grazie a tutti.